Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. L'indomani del voto, elezioni amministrative 2021, il giorno dopo, chiamiamole come vogliamo, di fatto quella di oggi sarà una diretta dedicata all'appuntamento elettorale di ieri e dell'altro ieri. Ci sono tanti spunti sia a livello nazionale che regionale e ovviamente li passeremo in rassegna ricordando poi i risultati nei singoli territori. Ma prima un aggiornamento di cronaca che arriva da Caorle, perché questa mattina sul lungomare Trieste è stato ritrovato il corpo di una donna. Le cause del decesso non sono chiare. I carabinieri della stazione locale hanno avviato un'indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio la vicenda. A fare la drammatica scoperta sul lungomare di Caorle sono stati passanti che si sono imbattuti nel corpo della vittima, una signora anziana. Tra le ipotesi non si esclude che possa aver accusato un malore e quindi non essere riuscita a chiamare in tempo aiuto, ma potrebbe essere anche stata travolta da un'auto pirata della strada. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i militari della stazione di Caorle che stanno lavorando per chiarire i contorni dell'episodio. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso di questa diretta che è iniziata prima del solito, perché fra qualche minuto ci collegheremo con Palazzo Balbi per l'aggiornamento ormai consueto del martedì, il punto stampa del governatore del Veneto Luca Zaia. Due i temi che saranno affrontati dal Balbi: da un lato l'aggiornamento sul Covid, anche a fronte delle novità riguardanti il vaccino anti-Covid e la possibilità di effettuarlo contemporaneamente all'anti-influenzale. Una delle tante novità, quindi il Covid da una parte e dall'altra ovviamente la tornata amministrativa. La tornata amministrativa che in Veneto ha visto un centrodestra di fatto andare a fare il pieno, ha fatto il pieno il centrodestra di sindaci, questo da Cittadella, dal Bignasego, Montebelluna, Chioggia, una vittoria netta per la Lega e i suoi alleati, in particolare Fratelli d'Italia, tanto che adesso inizierà anche la conta interna per capire come cambieranno i rapporti di forza tra leghisti e ovviamente Fratelli d'Italia. Quindi anche questa partita interna al centrodestra è aperta, ma su tutte c'è la partita di Conegliano, perché Conegliano andrà al ballottaggio e sarà una sfida interna al centrodestra. Da una parte la Lega e Fratelli d'Italia con Piero Garbellotto, dall'altra parte invece Fabio Chies, sindaco uscente, sostenuto da Forza Italia ma anche da Coraggio Italia, la nuova formazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che più volte in queste settimane è stato a Conegliano per supportare Chies. Una sfida aperta nel territorio che di fatto è il territorio del presidente Luca Zaia. Tra l'altro, nel corso della mattinata, dopo le 12:30, i sindaci leghisti, in particolare della Marca, si ritroveranno al K3 per festeggiare, ma per fare anche un po' il punto della situazione. Poi c'è un'altra questione politica che riguarda i rapporti interni alla Lega, perché la domanda che sta girando di bocca in bocca in queste ore è: ma chi ha vinto davvero, la Lega salviniana o la Lega zaiana? Ovviamente a livello di dichiarazioni ufficiali tutti dicono non c'è alcuna differenza, invece anche questa è una partita che va monitorata e faremo il punto con diversi ospiti anche di questo aspetto in particolare. Ma io direi, se la regia è d'accordo, di passare in rassegna per qualche istante le singole province. Ecco qua, vi parlavo di Conegliano. Piero Garbellotto al 39
29,2%, Fabio Chiesa il 31,9%, vanno al ballottaggio fra 2 settimane. Si apre la partita delle alleanze e con la Di Gasparo del Partito Democratico, che sarà chiamata a sciogliere le riserve da qui alle prossime ore, un apparentamento esterno, un'alleanza, un consiglio di voto. Ovviamente staremo a vedere. Diciamo che al momento i botteghini danno per certa o per probabile un consiglio di voto nei confronti di Fabio Chiesa, quindi capite bene che la partita è assolutamente aperta. A Conegliano il PD si presentava con quello che rimaneva di fatto del Movimento 5 Stelle, ma possiamo procedere con la grafica e vedere gli altri comuni al voto. A Cordignano ha vinto a man bassa Roberto Campagna, che ha distanziato non di poco gli altri. Luca De Re, che rappresentava di fatto il centro-sinistra, e Alessandro Biz, che si è fermato al 15,2%. Anche qui amministrazione leghista, c'era una lotta fratricida per certi versi all'interno del comune di Cordignano tra Campagna e Biz, ma Campagna ha vinto e convinto evidentemente. Possiamo andare avanti. L'altro comune trevigiano, Monfumo, dove Luciano Ferrari ha sconfitto il quorum. Questo è successo in tanti comuni, soprattutto della montagna, poi lo vedremo per il bellunese. Quindi Ferrari, con la sua nuova Monfumo, è sindaco del piccolo comune dell'Alto Trevigiano. E ancora Montebelluna, una sfida importantissima, il secondo comune per popolazione della Marca che è andato al voto, che ha incoronato di fatto Adalberto Bordin al 65,1%, Loreno Miotto che si è fermato al 34,9%. Quindi una sfida importante questa di Montebelluna. Erano quasi 27.000 gli elettori chiamati alle urne. Montebelluna che ha avuto però un crollo dell'affluenza nella precedente tornata amministrativa. Gli elettori erano stati il 57% degli aventi diritto, questa volta il 47,2%. Nella Marca più o meno negli 8 comuni al voto l'affluenza media è stata del 47,3%, un crollo verticale. Anche su questo aspetto in particolare c'è da riflettere. Andiamo avanti con i comuni della Marca. Oderzo non c'è stata storia, ha raggiunto quasi il 70% Maria Scardellato. Lega e Fratelli d'Italia la sostenevano, più volte a suo favore si è espresso anche il governatore del Veneto Luca Zaia. A Oderzo Scardellato se la vedeva con De Blasis, che di fatto rappresentava in particolare il Movimento 5 Stelle. Forse c'è da dire che a Oderzo il 5 Stelle si è difeso molto bene rispetto ad altre situazioni dove invece è crollato, come per esempio a Chioggia, ma anche qui ci ritorneremo fra poco. Procediamo sempre con la Marca, grazie regia. Porto Buffolè, il comune più piccolo del Trevigiano, Andrea Susana, 85%, quindi anche qui una vittoria netta all'insegna della continuità. Susana è sindaco storico del piccolo comune trevigiano e ha messo in riga quindi sia Vianello che Gola, che si trovano con percentuali al di sotto del 10%. Qui l'affluenza, il voto è stata del 51,78%, un po' sopra la media rispetto al resto della provincia. Vediamo, non mi ricordo se ne restano di altri di trevigiani. Ecco qua, beh sì, dimenticavo
Villorba, anche qui una lotta tesissima, quella di Villorba, dove di fatto l'amministrazione uscente si presentava balcanizzata. Francesco Soligo comunque ha vinto all'insegna della continuità con il sindaco uscente Serena e porta a casa il risultato al primo turno, e non era appunto affatto scontato, perché come vedete c'erano ben 6 contendenti e la maggior parte di queste liste era composta da rappresentanti della vecchia amministrazione Serena. Volpago del Montello, altra sfida importante, altra riconferma importante, con il 68% piglia tutto Paolo Guizzo, che appunto è sindaco storico del comune del Montello. Anche qui c'è da sottolineare però la bassissima affluenza alle urne, quasi un record. Poco più del 40% degli elettori di Volpago si sono presentati alle urne. Mi sa che la marca trevigiana è finita, chiedo alla regia, mi sa di sì. Esatto, e quindi passiamo a Venezia. Campolongo Maggiore vince Mattia Gastaldi con il 45,7%, qui l'affluenza al voto è stata del 58,7%, quindi una buona affluenza al voto. Andiamo avanti. L'altro comune veneziano che possiamo darvi è Caorle. Qui a Caorle c'è stato un ribaltone, un vero e proprio ribaltone, perché Marco Sarto diventa sindaco e riporta il centro-sinistra, di fatto una civica di centro-sinistra, riporta al governo della cittadina. Un'affluenza al voto che è stata superiore al 63%, sconfitta di fatto l'amministrazione uscente di centrodestra, che veniva rappresentata da Miollo. Andiamo avanti nel veneziano. Cavarzere, altra città importante, il sindaco uscente era Henri Tomasi, che aveva appunto ultimato il suo secondo mandato. Vince anche qui, c'è un cambio rispetto alla precedente amministrazione per Pierfrancesco Munari con il 70%. Paolo Fontolan e tutti gli altri seguono con percentuali molto più basse. Molto interessante la sfida di Caorle. Chioggia, la madre di tutte le battaglie, il comune più popoloso in Veneto, chiamato alle urne in questa tornata amministrativa 2021. Chioggia che appunto aveva un'amministrazione uscente di centrosinistra, guidata dal 5 Stelle con Alessandro Ferro, che però non ha di fatto non si è ripresentato per il secondo mandato. Era stato individuato Daniele Stecco per il Movimento 5 Stelle, ma vedete che Stecco si è fermato al 9%, un crollo verticale. Si sono persi di fatto 50 punti percentuali il 5 Stelle rispetto a 5 anni fa. Ha vinto già al primo turno Mauro Armelao, rappresentante del centro-destra, molto noto in Veneto anche per il suo impegno nei sindacati di polizia. Altro importante comune al voto è stato Dolo, dove vince Gianluigi Naletto con il 71,8%. Di fatto viene confermata l'amministrazione uscente, che era guidata, come sapete, dal sindaco Polo, recentemente scomparso. Naletto era di fatto seguito a Polo come reggente e l'amministrazione è stata confermata con più del 70% dei voti. Vediamo ancora per Venezia, in attesa di collegarci con Palazzo Balbi. Fiesso d'Artico ha vinto Marco Cominato con un buon risultato, un 62,9%. Il sindaco uscente era Andrea Martellato. Andiamo avanti su Venezia. Grazie regia.
A Fossò vince il centro-destra con Alberto Baratto, anche qui una buona affluenza alle urne. Questo Fossò, quindi sempre in provincia di Venezia. Musilia di Piave. A Musilia di Piave anche qui la sfida è stata particolarmente tesa perché c'erano diversi pezzi dell'amministrazione uscente di Silvia Susanna, quindi c'è stato parecchio fuoco amico, ma alla fine Silvia Susanna ce l'ha fatta con un ragguardevole 51,3%, sostenuta dalle principali forze politiche di centrodestra. Non so se possiamo andare avanti. Ecco, un'altra sfida importante, un altro comune importante, strategico per la provincia di Venezia. Claudio Grosso, sindaco uscente, ce la fa con la maggioranza dei voti, con un 50,4%. Grosso, storico esponente civico, ma anche del centrodestra. Non so se ci sono altri comuni veneziani, assolutamente sì. San Michele al tagliamento, il sindaco uscente era Pasqualino Codognotto, che è stato anche coordinatore dei comuni del litorale veneto, ma vince Flavio Maurutto con il 52,8% con la sua lista. Andiamo avanti a Vigonovo. Vigonovo vince Luca Martello con il 53,3% dei voti. Non so se rimane ancora qualcosa di Venezia, perché altrimenti vi proporrei il servizio di Vicenza per fare il punto sul voto nella provincia berica. Vicenza. Elezioni amministrative 2021, tra riconferme e new entry si chiude anche nel Vicentino questa tornata elettorale che ha visto al voto 12 comuni, tutti sotto i 15.000 abitanti. Tra i comuni più grossi al voto Caldogno e Costa Bissara, dove Caldogno ha visto la riconferma con il 79% di Nicola Ferronato, lista Insieme per Caldogno, mentre a Costa Bissara è stato eletto Giovanni Maria Forte, lista proposta per Costa Bissara, già vice sindaco nell'amministrazione di Cristina Franco. Al voto anche Brogliano, dove gli elettori hanno riconfermato a primo cittadino Dario Tovo, lista Brogliano-Quargenta per il futuro con l'80%. A Crespadoro passa con il 57% Elisa Maria Ferrari con la lista Crespadoro Unita. Laghi vede la vittoria di Marco Lorenzato con il 57,53%, lista Insieme per Laghi. Ad Orgiano, l'unico candidato sindaco, Manuel Dotto, obiettivo futuro, riesce a superare il quorum sceso al 40% per una manciata di punti e a riconfermarsi alle redini del comune. Gambellara, Michele Poli, futuro per Gambellara, ottiene la riconferma con il 66% delle preferenze. A Montegalda è eletto con il 63% Andrea Nardin, siamo Montegalda e Colzè. Monteviale vede la new entry alla poltrona di sindaco con il 55,71% delle preferenze Claudio Cegalin per Monteviale l'Olmo. Manuela Vecchiatti di Uniti per Nanto è il nuovo sindaco di Nanto con il 42%. Rozzo vede come primo cittadino Lucio Spagnolo della lista Insieme per Rozzo con il 54%. Infine Zermeghedo vede un'altra riconferma con Luca Albiero, sindaco uscente, con la lista Scegliamo Zermeghedo che porta a casa il 69% delle preferenze. Così nel Vicentino vi ricordo che siamo sempre in attesa di collegarci con Palazzo Balbi per tutti gli aggiornamenti del Presidente della Regione Luca Zaia sul fronte del Covid. Tanti i temi anche qui, c'è la terza dose di vaccino, le dosi booster che comunque stanno procedendo, si è iniziato con le case di riposo, con gli ospiti delle case di riposo, si sta andando avanti
pazienti, con i pazienti cosiddetti fragili e superfragili, quindi malati oncologici, trapiantati e quant'altro, e ovviamente c'è una curva dell'epidemia ancora tutta da decifrare, per il momento assolutamente sotto controllo, ma il mese di ottobre sarà il mese cruciale, perché è nel mese di ottobre che vedremo per l'appunto le ripercussioni, le conseguenze dell'apertura delle scuole, in particolar modo da metà settembre. È un po', se vogliamo, la situazione nella quale ci eravamo trovati lo scorso anno. La differenza, e non è una differenza da poco, sta ovviamente nel vaccino che sta facendo da scudo, come ben sappiamo, soprattutto agli effetti severi del Covid, quindi al tema dei ricoveri, delle ospedalizzazioni sia in area non critica, quindi nelle pneumologie, nelle malattie infettive, nelle medicine del territorio, ma appunto soprattutto per quanto concerne le terapie intensive. Più o meno ormai da un mese il dato delle terapie intensive è fermo a 50, 52, 53, quindi è un dato che di fatto si è cristallizzato. Questo ovviamente è un buon dato, è un fattore assolutamente positivo, ma tutti, compreso il governatore del Veneto Luca Zaia, e lo ha ribadito anche negli scorsi giorni, sta guardando appunto a quello che succede nelle scuole e quale sarà appunto la curva e la prospettiva, il trend dei prossimi giorni. Sempre in attesa di collegarci con Zaia, con la nostra Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio da Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, direi di vedere insieme, se la regia è d'accordo, grazie Toni, grazie Andrea, i dati di Belluno, della provincia di Belluno, dove i comuni al voto nella provincia dolomitica erano 8. Possiamo cominciare con, vediamo cosa ci propone la grafica, con Alano di Piave, quindi siamo tra le province di Belluno e Treviso, dove Serenella Bogana è di nuovo sindaco con il 53,8% dei voti. Si tratta del terzo mandato per la Bogana, rappresentante di centrodestra, lei in particolare di Fratelli d'Italia, a sostenerla una lista civica, ma appunto di chiara ispirazione politica, il suo avversario di centrosinistra, lista civica di centrosinistra, Codemo, al 46%. Andiamo avanti per quanto riguarda Belluno. Alpago una sfida importante, una sfida importantissima, perché si tratta comunque di un comune recentemente unificato. Poi si trattava di dare una successione al sindaco uscente Umberto Soccal, già presidente del BIM e amministratore molto noto in provincia di Belluno. Vince Alberto Peterle con il 30,4% dei voti, con obiettivo Alpago distanziati Vanessa De Francesca e Massimo Bortoluzzi. È stata una sfida molto interessante quella dell'Alpago. Attilio Del Paus al 17,2%. Anche qui l'affluenza al 53%. L'Ozzo di Cadore ha vinto Alessio Zanella con il 100%. Come vi dicevo in apertura di questa diretta, il tema soprattutto nei comuni più piccoli è stato quello del quorum e fortunatamente per certi versi con la modifica alla legge elettorale questa volta non ci sono stati commissariamenti, perché è stata abbassata di fatto la soglia del quorum. Andiamo avanti con Belluno. Tra l'altro l'Ozzo era già stato commissariato in passato e quindi è positivo che ci sia un sindaco. Avanti con Belluno.
Selva di Cadore, ecco, un risultato direi assolutamente eclatante con Luca Lorenzini, 96,3%, Adriano Peretti al 3,7%, la sindaca uscente era Paola De Palma, l'affluenza è del 65,49%, quindi anche qui a Selva di Cadore. Ecco, c'è Zaia, vi posso dare subito, possiamo collegarci immediatamente con il Balbi, soltanto un istante, eccolo qua. Colleghiamoci con Venezia, con Palazzo Balbi, poi ritorniamo sui risultati delle elezioni. Il totale sono 14.301.567 tamponi. Ecco, io penso che sia già evidente che la campagna dei tamponi che ha fatto il Veneto è una campagna massiccia, perché se pensate in 20 mesi ne abbiamo fatto 14 milioni di tamponi, vuol dire che abbiamo viaggiato più o meno a 700.000 tamponi il mese. 7 per 2 è 14, giusto? Filippo, 7 per 2 è 14. Vabbè che hai fatto filosofia, ma questi conti dovresti saperli fare. Anche a storia, beh no. Sì, storia, bravo. Positivi nelle ultime 24 ore, 363. Ecco qui il primo dato, questi 363 con 52.791 tamponi. Vedete, l'incidenza continua ad abbassarsi e siamo a 0,69 di incidenza, cioè vuol dire la percentuale di positivi sui 52.791 tamponi. Positivi ad oggi, ovviamente è in calo, 10.136 persone isolate, sono quelle quarantenate che ovviamente debbono ancora trovare la libertà, diciamo, di movimento, visto considerato che rientravano tra i positivi. Numero dei positivi totale. Il Veneto ha una contabilità certa, con i 14 milioni di tamponi, di 470.839 persone che ufficialmente tramite tampone hanno verificato la loro positività. Ricoverati di oggi, e il numero vedete che sta calando, 253. Vi ricordate una settimana fa eravamo sopra i 300? Quindi mediamente è da una decina di giorni che abbiamo un trend di calo nei ricoverati. E se ci pensate, quello che era, diciamo, la grande preoccupazione della variante Delta, della variante indiana, chiamatela come volete, in arrivo, le notizie che avevamo in arrivo dalla Gran Bretagna che ci dicevano che comunque sarebbe stata una grande turbolenza in volo, da noi oggettivamente la gestione, la fortuna, il fatto e quello che è accaduto ci porta a dire, insomma, che non abbiamo mai superato le 350-360 persone ricoverate. Ovvio è che la differenza l'hanno fatta i vaccini su questa partita, perché il virus c'è ancora, perché vedete mediamente 350-400 persone positive al giorno ce le abbiamo, ma avere un'ospedalizzazione che comunque è molto contenuta da una dimensione. Quindi 253 ricoverati con 16 dimissioni. I 253 sono così suddivisi: 199 in area non critica, meno 16. Anche qui vi voglio fare una piccola considerazione. Allora, vediamo che sono diminuiti i ricoveri, abbiamo detto, una decina di giorni. Però se osservate sono aumentate di un po' le terapie intensive. Una settimana fa, quando ci siamo incontrati, erano 50. E l'altro dato ci dice che qui abbiamo circa il 66% di persone non vaccinate, quindi c'è un 40% scarso di vaccinati che entra, ma non è così grave da finire in terapia intensiva, ma viene dimesso. Invece quelli che vanno in terapia intensiva, l'80% è non vaccinato. Questa è la prova provata del fatto che comunque la campagna vaccinale ha dato i suoi effetti. A queste 54 persone vanno aggiunti ovviamente 344 pazienti che sono le terapie intensive non Covid. Quindi sono sostanzialmente l'attività ospedaliera che è ripresa. Fra l'altro magari al prossimo incontro assieme all'assessore Lanzarin porteremo anche l'aggiornamento su quello che sono il recupero delle liste d'attesa, 500.000
le 500.000 prestazioni. Siccome stiamo comprando un sacco di prestazioni anche all'esterno in maniera tale da fare in modo di tornare a regime con le prestazioni, vi diamo anche un aggiornamento. Però 344 vuol dire che l'attività chirurgica procede a sprombattuto, vuol dire insomma che ci occupiamo di sanità. Vi ricordo che questo dato era bassissimo in periodo di Covid, soprattutto nella prima fase, perché eravamo ridotti all'osso, cioè ci occupavamo solo di casi estremi, ma di certo non programmavamo operazioni chirurgiche, anche se abbiamo sempre continuato a praticare i trapianti, però avevamo questo dato, siamo arrivati anche a 180 terapie intensive attivate non Covid. Totale dei decessi 11.780 più 2, dimessi 23.000. Io so che sono ossessivo, però ve lo torno a dire sto dato, se lo trovo, eccolo qua. Positivi noti con 14 milioni di tamponi, 470.000, dimessi dall'ospedale 23.000. Non ci vuole un laureato in matematica per fare 470 meno 23. Quindi veramente sono la stragrande maggioranza delle persone si sono sostanzialmente curate a casa, perché solo questi sono andati in ospedale, il resto a casa. Sono 447.000, se non sbaglio il conto. 470 meno 23.000 sono più o meno 447.000 persone che si sono curate a casa. Lo dico perché anche il tema delle cure domiciliari passa attraverso questi dati. Non può passare l'idea che in Veneto il Covid è stato un problema perché non si facevano le cure domiciliari. Questo è merito dei molti medici di base, delle USCA, del vicino di casa in alcuni casi, dell'amico che magari consigliava la terapia che aveva assunto poc'anzi per la stessa patologia del Covid. Insomma, c'è stato un po' di tutto, però diciamo che la sanità c'è stata e a casa, insomma, 447.000 veneti su 470.000 si sono curati a casa, non hanno bisogno di aver visto l'ospedale. Tra l'altro ricordo anche che noi siamo stati una delle pochissime regioni che ha portato anche l'ossigenoterapia in casa. E quindi questo ci ha permesso anche di tenere una deospedalizzazione importante. Sui vaccini volevo dirvi questo, è un aggiornamento che mi è stato chiesto, vi diamo l'aggiornamento. Cioè, qua non c'è la praticità del tavolo della protezione civile. Intanto, in questo momento noi abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, abbiamo fatto, eccoli qua, 12.106 vaccini. Siamo, pensate, ormai quasi 7 milioni di dosi somministrate, sono esattamente 6.922.000. Stiamo galoppando verso i 7 milioni di dosi, quindi vuol dire che fra una settimana noi raggiungeremo la 7 milionesima dose inoculata. Numeri che se avessimo affrontato solo a tavolino prima del Covid ci avrebbero garantito un ricovero per follia, pure purtroppo siamo arrivati qua. Allora, vaccini. In questo momento noi abbiamo classi di età 12-19 anni, 66,7%. Quindi dai 12-19 anni, età scolastica, si è alzato dello 0,7%, quasi un punto, la vaccinazione dei nostri ragazzi a scuola. 20-29%, una grande performance che continuano a fare i ragazzi dai 20 ai 29, 80,2%. Scusate, 20-29 anni, 80%. Perché non c'è la signora del linguaggio dei segni? Vabbè. 80,2%, bisogna ricordarsi, anche magari in emergenza, purtroppo scusate, vi abbiamo detto ieri sera di questa conferenza. 30-39 anni, 75,5%. 40-49 anni, 77,1%. 88,8%. 70-79 anni, 82,6%.
cioè 92,6, scusate, ho detto 82, 92, perdonate. Maggiore, cioè sopra gli 80 anni, quindi gli over 80, 99,7. La media regionale in questo momento è di un altro punto in più, è 82,8, siamo praticamente all'83% di veneti in età vaccinabile che si è fatto una dose, 2 dosi o ha la prenotazione. In questo momento abbiamo a disposizione 10.060.969 dosi, 1.060.969 dosi, che sostanzialmente sono rappresentate da Pfizer e Moderna, che è esattamente il vaccino che andiamo a inoculare. Io prima di passare la parola alle domande passerei la parola all'assessore Lanzarini, ricordandovi che EMA ha approvato di fatto le somministrazioni della terza dose rispetto alla dose booster per i maggiorenni, e quindi immagino che ci saranno ulteriori indicazioni anche a livello nazionale. Noi stiamo vaccinando all'interno delle case di riposo con la terza dose, i fragili su chiamata, e poi è sempre la base volontaria, voglio ricordare, e difendiamo fino in fondo il fatto della volontarietà, sono circa 72.000 i fragili, i sanitari, comincio a incontrare i sanitari che mi dicono che hanno fatto la terza dose, e poi cercheremo di capire quali saranno le opportunità che si daranno ai cittadini su base volontaria di accedere alla terza dose, visto e considerato che insomma, se a seguito dell'approvazione EMA c'è anche questa opportunità. Passo la parola all'assessore Lanzarini per un paio di comunicazioni al volo, prego. Allora completo i numeri del Presidente. Sulla terza dose andiamo anche dei dati che sono scorporati. I fragili sono quelli sui 72.000 famosi, che erano il numero insomma, che sono i soggetti che possono fare la terza fase, 10.866. Gli over 80 2.319 e i sanitari 1.301, quindi siamo già a circa 14.480 di terze dosi. Nelle case di riposo ad oggi, sulla popolazione che è quella dei 30.144 oggi residenti dentro le case di riposo, hanno già effettuato la terza dose 1.318, pari al 4,4%. Qui faccio una parentesi, è un po' più complicato perché sapete che bisogna raccogliere il consenso informato, molti anziani hanno l'amministratore di sostegno, comunque insomma bisogna, quindi è una procedura un po' lunghina. Però insomma si sta andando verso questa direzione. L'altra, se volete, sulle case di riposo, vi do anche il dato così si capisce anche la circolazione del virus, oggi abbiamo 28 positivi in tutti i 30.000 ospiti insomma, delle case di riposo, quindi insomma, fortunatamente il virus insomma, non sta circolando all'interno di queste strutture, questo ci rassicura. Scuole a sentinella, che il Presidente chiedeva dei dati. Siamo partiti in 27 istituti, perché anche qui sapete che dobbiamo raccogliere l'adesione, quindi perché è su base volontaria. Abbiamo già effettuato 5.500 tamponi molecolari salivari, ricordiamo che noi diamo il tampone, poi lo raccogliamo, quindi uno lo porta a casa e lo fa alla mattina prima di lavarsi i denti, prima della colazione, insomma, perché quindi il campione sia un campione completamente pulito. E ad oggi rispetto a questi 5.100 test fatti e refertati, quindi dopo la refertazione di laboratorio, non è emerso nessun positivo fortunatamente. Andremo a regime, io credo a brevissimo, perché voi sapete che il nostro piano prevede circa 11.000 test, quindi 11.000 campioni appunto all'interno dei vari istituti di tutte le province ogni 15 giorni. Grazie. Sì, ricordo, grazie intanto all'assessore, ricordo solo un altro aspetto, l'antinfluenzale avremo i vaccini dal 1° di novembre. Dal 2 di novembre inizia la campagna i vaccini dal 2 di novembre. E faremo in combinata, insomma, salvo controindicazioni, quindi ci sarà la possibilità di fare la terza dose e l'antinfluenzale, in particolar modo pensate alle case di riposo e, diciamo, e gli over, no? E gli anziani che vogliono mettersi in sicurezza hanno questa opportunità. È tutto su base volontaria. Non lo dico a quelli che sprecano il loro tempo a parlare. Ho mandato ieri la circolare alle USL, la settimana prossima convoco il tavolo con gli MMG. Perfetto, quindi anche qui collaborazione con gli MMG.
Volevo dire una roba, stiamo facendo un bel lavoro, vi presenteremo questo lavoro, non so se ce la facciamo questa settimana, ovvero l'impatto della vaccinazione letto rispetto al contagio. Cioè, sostanzialmente mutuando un modello in assenza di vaccinazione, cercando di capire col contagio di oggi o con le ondate di contagio in presenza di vaccinazione cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato il vaccino. Questo. In più vi aggiungo anche che ho chiesto, su una mia idea, che ci sia anche uno scenario selezione naturale. Perché siccome si sente sempre parlare del virus non è un problema, è un'influenza, è una passeggiata, ho detto proviamo a ipotizzare che ci fosse semplicemente niente lockdown, tutto aperto, non avessimo fatto nessuna misura. E chi si ammalava, e gli ospedali avessero ricevuto quelli che potevano ricevere dopodiché avrebbero chiuso, eccetera. Proviamo a dare uno scenario, è di difficile costruzione perché dobbiamo recuperare molti dati, diciamo in un terreno vergine che è stata una finestra importante, che è quella dal 21 febbraio al lockdown, perché poi abbiamo drogato fondamentalmente i dati, no? Perché siamo intervenuti, quindi c'è un intervento esterno, anche per capire se riusciamo a ricostruire uno scenario senza che nessuno si fosse interessato della malattia. Quindi sarebbe arrivato il paziente estremo in ospedale, l'avremmo curato con i farmaci che ci sarebbero stati dati, e quindi capire cosa sarebbe accaduto in Veneto. E forse qualcuno ancora non gli è ben chiaro cosa è accaduto. Ho visto stamattina parte dell'intervista della signora che è uscita per fortuna dalla terapia intensiva, no? Se ne è parlato molto, no? C'è anche qualcuno che aveva detto che, ho visto la sua intervista, magari se diceva anche che se approfitto di dire che non l'abbiamo nascosta, visto che ho visto cartelli in giro, Zaia dica dove hanno nascosto sta signora e altre robe, magari se dice che non è stata nascosta in questo periodo, magari tranquillizza anche quelli che sollevavano i cartelli. Ecco, ho visto l'intervista che assolutamente, come si può dire, dà uno spaccato di cosa significhi, oltre che visivamente, visto che c'erano delle foto, dà anche uno spaccato di cosa significhi passare per la terapia intensiva qualche settimana. E sto parlando dell'insegnante, della signora insegnante di Mestre, mi sembra sia, no? Che la sorella, ho visto che la sorella l'ha sempre assistita in ospedale, che è la nostra collaboratrice, insomma, dell'ospedale dell'Angela. E basta, passerei la parola per le domande, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei mi scuserà se non pongo una domanda direttamente pertinente con le questioni Covid, insomma c'è un'attualità politico-elettorale, come dire, sotto gli occhi di tutti. E chiederei innanzitutto una duplice valutazione dell'esito del voto nazionale e dell'esito del voto in Veneto, che mi pare abbiano avuto dei percorsi molto molto difformi, nel senso che a livello nazionale mi pare per il centrodestra e per la Lega è andata piuttosto male, in Veneto invece la Lega ha vinto un po' dappertutto. Poi mi risalgo una seconda domanda su questo. Più pertinente. Magari anche più impertinente, chi lo sa. Vabbè, no, a parte le battute, perdonami, allora velocissimamente, io penso che intanto vadano ringraziate tutte le persone che hanno lavorato e i tanti ragazzi che partecipano a queste campagne elettorali, i sostenitori, i militanti. Un ringraziamento di cuore a tutti, e i candidati, i sindaci e coloro che si sono candidati a fare i consiglieri, c'è tanti alla prima esperienza, ho visto un sacco di ragazzi e questo è positivo. Veneto è innegabile che sia andata assolutamente non bene, benissimo, però non dobbiamo mai adagiarci sugli allori. Mi sembra di aver visto dati, non so, 21 sindaci nuovi, tutti gli uscenti confermati, dove abbiamo un ballottaggio, insomma, penso a Este piuttosto che a Conegliano, insomma, siamo assolutamente in ottima posizione, però vabbè, poi in mano agli elettori, gli elettori decideranno. Ma in generale, guardate, io ho visto un po' di commenti, vi dirò che ne ho visto spesso questi scialliscelli, no? Chi era Giambattista Vico? Tu che sei un esperto di storia, parlavo dei corsi storici, no? Penso che
si vada in questa direzione. Ad esempio una direzione del corso storico, che noi non siamo stati mai grandi performatori nelle grandi città. Cioè, sembra quasi una scoperta, no? Però se io guardassi con obiettività i dati, e io non faccio parte di quelli che parlano delle convergenze parallele, che vincono sempre anche quando perdono, no, ma io guardo i dati, penso che non avevamo sindaci uscenti, nelle grandi città non ce li avevamo. Se penso solo a Milano, adesso non vorrei dire cazzate, perché poi la memoria mi abbandona, però io ricordo un sindaco che fu Formentini della Lega, poi ricordo un sindaco del centrodestra che fu da Moratti e Albertini ci fu, no? Ma non erano della Lega entrambi. Non so se ho dimenticato qualcuno, mi scuso. Cioè, poi abbiamo avuto Pisapia, Beppe Sala e insomma tutto quello che voi sapete. Quindi abbiamo confermato, c'è questa conferma che continua a esserci nella storia, che non abbiamo performato bene nelle grandi città. Però è pur vero che questa tornata, a differenza forse del passato, ci giochiamo 2 ballottaggi su 2 città che non avevamo, che è Roma, dove siamo addirittura in testa con il ballottaggio, e Torino. C'è da un lato una debacle dei 5 Stelle, penso che sia evidente, c'è una, come si può dire, c'è un blocco di centrodestra che si conferma per valori assoluti. Pensate solo all'esempio di Conegliano, se sommassimo i voti dei 2 candidati di centrodestra avremmo stravinto il primo turno, non vinto, stravinto il primo turno. Ma è altrettanto vero che c'è un evidente travaso, ad esempio da Forza Italia, Fratelli d'Italia in alcune realtà. Ma insomma è una storia che si è già vista. Detto questo, io direi di guardare in faccia la realtà e pensare che dobbiamo lavorare. Penso che Salvini ieri abbia fatto una considerazione corretta. Portare i candidati all'ultimo minuto non è una gran roba, a meno che tu non arrivi lì con una star, cioè, capito? Cioè, quando entrava Varenne all'ippodromo, cioè, arrivava per ultimo, tanto vinceva la gara, non gli serviva a fare tante sgambature, cioè, era Varenne. Quando tu devi andare a competere su situazioni, diciamo, toste, dove comunque hai dei sindaci uscenti che comunque il loro appeal ce l'hanno, e massicce, o peggio ancora in contesti nei quali comunque c'è un elettorato predisposto a, non puoi presentarti una settimana prima delle elezioni con il candidato. Dopodiché, se mi permetto di dire, il punto di piedi non conosco i candidati, quindi mai incontrati in vita mia, ma penso solo al dibattito che c'è stato su Milano. Penso che, insomma, se ti metti nei panni della signora Maria che guardava la TV su quello che stava accadendo, probabilmente ti dai anche tante spiegazioni. E penso, io mi ricordo di aver sentito una settimana fa che il candidato minacciava di dimettersi, non so se è vera sta roba, perché c'era cioè, capite che non è proprio sua mamma, come si dice in Veneto. Però insomma, adesso guardiamo avanti. Il Veneto sicuramente è andata bene, però io penso che ci sia la solidità per quanto riguarda il mio partito, di un partito che c'è. Adesso vediamo, penso alla Calabria, dove comunque si porta a casa la regione e anche la città. Spero che questo rappresenti un'opportunità per i calabresi, perché sennò allora non avrebbe senso questo sforzo che è stato fatto. Ma soprattutto voglio ricordare che adesso abbiamo i ballottaggi sui quali confrontarci. Noi in Veneto e poi in giro per l'Italia, chi avrà le proprie città di riferimento. Cioè, è noto che a Bologna il consenso del centro-sinistra ha un consenso importante, è noto che a Milano il sindaco uscente è un sindaco che comunque ha un suo consenso. Era sì noto che in Piemonte, a Torino ce la potevamo giocare, infatti ce la stiamo giocando, a Roma ce la stiamo giocando in maniera importante, a Napoli stendiamo un velo pietoso, non siamo neanche riusciti a presentare la lista, e questo non ci permette di fare nessuna considerazione, punto. Non ho altro da aggiungere, sinceramente, io non mi occupo di ste robe. Ma lei non vede una Lega che va molto meglio rispetto a una Lega? Ma no, guarda, ti dirò, queste domande, questi commenti li ho visti spesso nella storia, no? Ma la verità è che
oggi la gran cassa la fanno le grandi città. Se voi prendete tutti i giornali, tutti i quotidiani, i vostri quotidiani aprono con le tabelline delle grandi città, ma se voi andate a prendere tutte le grandi città in tutte le elezioni che sono accadute in questi ultimi 20 anni, vedrete sempre che noi siamo sempre comunque quelli che non è che abbiamo mai performato alla grande. Quando abbiamo avuto l'ultimo sindaco a Torino? Se riesco a dire mai? A Milano vi ho detto il nostro ultimo sindaco collega è stato Formentini, stiamo parlando del 94, forse 93, di quegli anni lì, e Bologna non se ne parla, e così per altre città. Prego? Sì, Guazzaloppe è centrodestra, ma non della Lega, che è stato nel 2002, forse quegli anni 10. Prego. Se posso fare la seconda domanda. Alla luce di questi risultati, non tanto la leadership, ma la linea di Salvini può essere discussa, valutata in seno alla Lega, e lei ritiene di avere delle responsabilità, soggetti, esponenti di cui si parla, insomma è inutile far finta di nulla, insomma si parla di questa componente governista, pragmatista della Lega, ritiene di avere maggiori responsabilità in seno alla Lega dopo questo voto? No, guarda, io penso che il segretario deve fare il segretario e gli amministratori devono fare gli amministratori. Quando si sovrappongono i due aspetti diventa problematica la gestione, in una stessa persona, sto dicendo, no? Perché chi amministra ha un ruolo, ha delle competenze e degli obblighi anche di legge, oltre che etici e morali, diversi da chi indica la via, ha una visione. La Lega unica, cioè non sono le leghe. A me, sinceramente, mi fa anche sorridere leggere alcune notizie che spesso leggo. Ieri ho letto una notizia che ha un po' scandito la mia giornata per messaggi e altre robe, forse anche per disperazione da parte di qualcuno, cioè, in cui si scriveva che io domani devo andare a Roma a incontrare i parlamentari. Io domani, guarda, se volete verificare, ho appuntamenti fissati penso da 20 giorni a Treviso e ricevo gente, cioè, io non vorrei che sia più un'aspettativa di qualcuno a vedere casino che, come si può dire, un impegno da parte nostra, nel senso che come sempre si faranno le analisi del voto, le facciamo in tutte le elezioni, le faremo anche in queste elezioni, però le analisi del voto si fanno dopo il voto e penso che sia fondamentale non introdurre altri elementi. Non c'è, io questo impegno in regione lo voglio portare avanti, punto. Cioè sentite, se pensate sono le domande che sono ricorrenti, mi fate ogni anno, ad ogni elezione. Non ho altro da aggiungere, dopodiché il risultato dell'evento è stato eccezionale, c'è poco da dire. Ci sono dei comuni dove veramente noi abbiamo sindaci eletti col 70, l'80%, insomma, vuol dire che i sindaci che ci uscenti che prendono l'80% sono sindaci che hanno fatto bene per 5 anni, è la stragrande maggioranza. Lei si è speso molto sul Conegliano, sperava in una vittoria per il voto? Ma no, guarda, io penso che i cittadini votino il candidato e non votino come si può dire, gli sponsor del candidato o i sostenitori del candidato. Noi a Conegliano abbiamo un grande candidato che è Piero Garbellotto e io lo dico da coneglianese, Garbellotto ha due grandi meriti, è una famiglia di vecchi imprenditori da 7 generazioni sempre di Conegliano che ci hanno permesso di portare il nome di Conegliano in giro per il mondo, dove sono dei bottai, quindi in qualsiasi grande cantina del mondo trovi le loro botti, ma storicamente anche botti gigantesche che vengono addirittura realizzate in loco. Dall'altro Piero Garbellotto ha anche un altro merito di aver portato in alto il nome del Conegliano con questa avventura sportiva che sembrava una pazzia, e il Moco Volley è lui. Quindi penso che noi coneglianesi già comunque gli dobbiamo riconoscere uno standing che ha dato questa città. Se glielo dà anche in prima persona prendendo in mano il comune, penso che non guasti. Peraltro è una persona del dialogo, inclusivo, l'unica bandiera è quella di Conegliano o dell'Imoco, ma non ha una bandiera di un partito, per cui ha totale carta bianca, farà come crede meglio si debba fare per governare la città, avendo l'ambizione che la città torni ad avere la centralità che aveva.
Sì, Presidente, buongiorno. Allora, insisto sulla politica, visto che è il tema di giornata. Allora, sicuramente si può dire che se c'è una sconfitta, magari può essere stato sbagliato il candidato. Se si cambiano tutti i candidati, forse il problema non sono i candidati, è chi li ha scelti, quindi evidentemente un problema politico c'è. È vero che lo sappiamo che lei non ha ambizioni di leadership a livello di segreteria, però credo che l'abbiamo visto col Covid, che gli amministratori incidono sulla linea del partito, e quindi mi chiedo se in questo senso da lei, da Federica, da Fontana arriverà un input a ritararsi, anche rispetto al fatto che probabilmente aver fatto una campagna elettorale nelle piazze contro il Green Pass con ambiguità sui vaccini forse non ha aiutato nelle grandi città. E questa è la prima domanda, poi ne faccio una più di agenda. Sì, guarda, seguo la tua riflessione, che è un po' una contraddizione se ci pensi. Tu dici, se è vero che i candidati perde il candidato è colpa di chi ha scelto il candidato, il centrodestra, perché noi abbiamo corso da solo da nessuna parte. E noi stiamo parlando di centrodestra, che è un'altra roba ancora, nel senso che non è Matteo Salvini o lei che ha scelto i candidati, è il centrodestra che si è scelto il candidato di Milano, il candidato di Torino, il candidato di Bologna. Ma io penso invece che ci siano delle congiunture astrali che in questo momento ci portano a dire e a confermare che le grandi città adesso hanno avuto conferma di sindaci uscenti, come nel caso di Sala, di Beppe Sala, oppure ci danno la possibilità di correre. Guardate che Roma è comunque una città nella quale noi siamo al ballottaggio. E dopodiché io trovo anche strano che il grande dibattito lo si faccia sulla Lega quando c'è un partito che riempiva le piazze e oggi è stato letteralmente azzerato da queste elezioni, che sono i 5 Stelle. Quindi diciamo che sui contenuti della campagna non Guarda, è una campagna che ha avuto un grande dibattito e anche oggettivamente, poi voi mi aiutate, è una campagna che a me sembra che abbia avuto anche un altro problema, ci sono state tante polemiche anche, no? Che hanno riguardato un po' tutti i partiti, se ci pensiamo bene. Perché dal centrodestra al centrosinistra tutti hanno avuto le loro polemiche anche solide durante questa campagna, probabilmente non saranno neanche finite, perché da qui al ballottaggio chissà quante ancora ne vedremo, ne leggeremo. Dopodiché qual è la linea? Non è un problema di linea, il problema è che ci si confronta e cosa volete? L'amministrazione, la macchina della politica è una macchina che si tara giorno per giorno, cioè è inevitabile, la tieni sempre carburata nella maniera migliore, dopodiché alcune considerazioni sono già state fatte, dibattito o non dibattito sui vaccini e sul Green Pass. Voglio ricordare che noi abbiamo in tempi non sospetti fatto un documento con 5 punti che conferma il Green Pass per alcune categorie, che conferma la volontarietà dei vaccini, non l'obbligatorietà, che parla di monoclonali, che parla di tutta una serie di altre attività che non sto qui a dirvi. Per cui noi confermiamo quello. La domanda del genere è rapidissima, quindi questa settimana, al di là dei parlamentari degli incontri segreti, ci sono incontri sull'autonomia, questo mi interessava. Sull'autonomia? Sì, questa settimana a Roma. Ci sono incontri su base tecnica. Quindi non è prevista la presenza del Presidente? Okay. Ho sentito il ministro anche ieri, il ministro Gelmini, ma io non ho in programma di andare a Roma. Mi spiace perché, ma sa, io se fossi un giornalista e faccio una pagina su una roba così, prenderei per un orecchio quello che mi ha dato la notizia e gli direi guarda, adesso per i prossimi 6 mesi non chiamarmi più, perché è veramente inaffidabile la fonte, come inaffidabile la fonte che dice che Giorgetti, Zaia cospirano perché Federica vada a fare il segretario, cioè io boiate ne ho viste tante, lette tante, ma così mai. Io non ho neanche tempo di pensare a cospirare, proprio non ho neanche il minimo. Non ne ho tempo perso purtroppo. Prego. Affluenza, un commento. Questo è il vero tema, vince il partito dell'astensione, in molti casi vince il partito dell'astensione. Questo è un commento che va fatto, nel senso che, per carità, possiamo dire che il Presidente degli Stati Uniti viene eletto per il 25% di affluenza alle urne, che quindi ci sono esempi di democrazie evolute che comunque non hanno tutta questa partecipazione, però noi siamo la culla della partecipazione, ricordo le mie regionali, ricordo comunque tutto quello che gravita attorno al tema del suffragio, no? Penso che molto abbia inciso
non solo il dibattito, abbia inciso tantissimo anche il momento storico, che è un momento nel quale c'è stato da un lato tanto dibattito, la cittadinanza spesso dibatte al suo interno tra sì Green Pass, non Green Pass, vaccini, non vaccini, e forse c'è stata un po' di disaffezione. Io penso che i partiti dovrebbero recuperare, come si può dire, questo legame che è sempre stato solido con l'elettorato. Però ci sono state molte comunità dove la partecipazione c'è stata. Dopo a livello nazionale si vede che in alcuni casi c'è stata disaffezione e non è un bel segnale. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando sull'autonomia, volevo chiederle cosa pensa dell'inserimento così quasi a sorpresa del tema, cioè del disegno di legge quadro, nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, e a che punto è l'iter, anche alla luce del fatto che ci risulta che ancora non abbiate letto il documento. Noi non abbiamo documento, penso non ci sia neanche ancora gli atti, penso che sia un'attività propedeutica, penso che se ci sarà l'ok del Veneto, perché comunque una delle due firme deve essere quella del governatore del Veneto per quanto riguarda il Veneto, perché ci sia il nostro ok, deve essere un'autonomia con la maiuscola, nel senso che non possiamo andare a scartamento ridotto o far finta di aver firmato qualcosa perché andava bene così, ma insomma il ministro Gelmini sa qual è la condizione e sa benissimo, diciamo, che i tecnici stanno lavorando su questo fronte. Spero che si possa trovare una quadra rispetto a un accordo che si può fare. Se così sarà, nel collegato ci sarà come si può dire, la legge quadro di accompagnamento. È stato un pressing per l'inserimento politico? No, io penso che si possa definire, quantomeno vedere in maniera positiva. Questo Paese ha deciso di dibattere di autonomia. In merito penso che il Veneto se lo possa accreditare tutto, visto considerato che siamo partiti per primi. In 25 anni abbiamo tentato 3 volte di fare un referendum, ci siamo riusciti al 25esimo anno, nel 2014, con quella legge regionale che poi si è tradotta nel referendum del 2017. Altro? Grazie. Buon lavoro ragazzi, grazie. Questa è la conferenza stampa di oggi, martedì 5 ottobre, del governatore Zaia. Forse adesso riusciamo a ricollegarci di nuovo con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per un'intervista, diciamo così, singola al Presidente e all'assessore regionale Lanzarina. Tantissimi i temi, dal Covid alla tornata amministrativa 2021. Del resto era inevitabile parlarne. Zaia che ha parlato di un risultato eccezionale per il centro-destra, perlomeno in Veneto, poi ha fatto diverse altre considerazioni, ma colleghiamoci, è pronto con Ilaria Marchiori. Prego. Presidente, un commento al voto, risultato elettorale in Veneto, un buon risultato per la Lega nella nostra regione, già un risultato diverso invece per la Lega di Salvini a livello nazionale. In Veneto è un risultato strepitoso, 21 nuovi sindaci, confermati tutti gli uscenti, ballottaggio in maniera assolutamente importante a Conegliano con Piero Garbellotto, che ha assolutamente grandi chance, se i cittadini andranno a votare, di fare il sindaco a Conegliano. Est in ballottaggio, e poi le grandi città, ad esempio della provincia di Treviso, penso a Montebelluna, penso a Oderzo, a tante altre realtà che adesso tutti si arrabbieranno perché non le cito. Insomma, abbiamo Cittadella, la vittoria di Cittadella, Volpago, con il nostro comune sempre trevigiano, e molto altro ancora. Porto Buffolè, ieri ho voluto negli incontri incontrare il sindaco di Porto Buffolè, il comune più piccolo, così nessuno si arrabbierà. Però al di là di questo bene, poi a livello nazionale è vero che c'è dibattito, ma è altrettanto vero che tutto è incentrato sulle grandi metropoli. Noi oggettivamente, storicamente, non siamo stati mai grandi atleti da grandi metropoli. Storicamente non possiamo annoverare sindaci numerosi nelle grandi metropoli. Pensi solo che a Milano l'ultimo sindaco della Lega è stato Formentini negli primi anni 90, piuttosto che a Torino non abbiamo mai avuto i
di sindaco, c'è stato un sindaco di centrodestra ma non il nostro candidato, Bologna non se ne parla, a Roma neanche, ma siamo in ballottaggio. E a Torino, fra l'altro, siamo in ballottaggio anche a Torino, e questa è la vera storia, la vera lettura. Dopodiché in questo momento il mood, come dicono gli inglesi, cioè il sentimento è quello di dire che ci sono problemi, ma la verità è che noi, insomma, i sindaci dei comuni ce li siamo portati a casa, abbiamo più sindaci di prima. Ecco, c'è un risultato storico che è Chioggia. Beh, Chioggia, mi ero dimenticato di dirlo, fra l'altro faccio i miei complimenti a Armelao che ho conosciuto. Chioggia sarà felice di conoscere questo sindaco, un ragazzo in gamba che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare, le idee chiare, e farà bene per Chioggia. Fra l'altro è un risultato a Chioggia che letteralmente azzera i 5 Stelle che 5 anni fa in pompa magna annunciavano la presa del Veneto iniziando da Chioggia. Mi sa che sono fermati a Chioggia. Lei ha ribadito che non ci sono due leghe, nonostante appunto la differenza di risultati. Qui nel territorio vittoria netta, decisamente è andata diversamente, come ha ribadito nelle città principali. Ma no, non ci sono due leghe, ma guardi, questo è un commento che mi ritrovo a fare alla fine di ogni campagna elettorale. La Lega è una sola, dopodiché c'è dibattito, ma è logico che ci sia, perché un amministratore ha un campo di visione, un osservatorio che è diverso da quello di un segretario, e il segretario ha un campo di visione che è diverso da quello di un amministratore. Bossi diceva che c'è la Lega dei tombini, e c'è quella degli amministratori e quella di lotta, oppure c'è la Lega di lotta e di governo, e sarà sempre così, sarà inevitabile. Chi fa politica di visione, di programmazione, ha elementi diversi da chi magari nell'amministrazione si trova a fare le vaccinazioni, si ritrova il problema dei ricoveri piuttosto che della viabilità, delle scuole, dell'ambiente, delle cave, delle discariche, del dissesto idrogeologico. Noi siamo quella parte operativa e quindi ha un risvolto molto operativo della situazione. Ha vinto il partito dell'astensionismo, ha detto, se l'aspettava anche per eleggere dei primi cittadini. Ah sì, perché il dibattito in questo paese è un dibattito che per alcuni aspetti è anche degenerato, nel senso, mettiamoci nei panni della signora Maria, che ogni volta scomodiamo per fare degli esempi, che assiste a dibattito che si è avuto, a polemiche sui giornali di tutti i tipi. Cioè, noi diciamo che accompagniamo l'affluenza alle urne con una strascichi di polemiche a volte anche indicibili. Dall'altro un momento storico particolare, ed infine direi che anche è un periodo nel quale noi non siamo abituati ad andare a votare, cioè ottobre. Da noi diciamo, anche il periodo può pesare in questi casi, anche se siamo stati fortunati come temperature. L'autonomia è stata inserita, però lei ha detto noi non vogliamo un'autonomia, deve essere un'autonomia con la maiuscola. Come procederete ora? Sì, ma non è un atto di arroganza o di maleducazione, siamo assolutamente al fianco del ministro Gelmini se intende portare un progetto di autonomia che sia un'autonomia sostenibile e presentabile ai veneti. Se da Roma la proposta è una proposta a scartamento ridotto, noi diremo, faremo un passo a lato, lasceremo andare avanti chi se la sentirà di firmare cose che non c'entrano nulla con l'autonomia. Perché poi posso anche immaginare che la tentazione possa anche essere oggetto da parte di qualcuno di magari dire ma sì, intanto iniziamo. Sì, si può fare per gradi. Questo è poco ma sicuro, cioè 23 materie in un giorno non te le possono dare, e questo è un segnale che voglio anche dare, ma è altrettanto vero che ci deve essere scritto che quello che è scritto deve essere solido, deve essere autonomia. Quasi l'83% di veneti vaccinati, una valutazione, un aggiornamento sull'andamento del Covid? È un grande risultato considerando che la vaccinazione è volontaria, il Covid è in assoluta remissione per ora. Abbiamo tra dei 3 e i 400 contagi al giorno, però ad esempio se andiamo a valutare i 5.600 tamponi molecolari e salivari molecolari che abbiamo fatto ai ragazzi in scuola sentinella, non abbiamo avuto di positivi. Quindi se continua così significherà che il vaccino funziona, sta funzionando, e significherà che abbiamo iniziato questa fase di convivenza che ormai ci porterà ad avere un Covid endemico. Cosa vuol dire tradotto in parole povere? Diventerà la nostra influenza. Il problema è che abbiamo 11.780 morti che purtroppo non l'hanno vissuta come un'influenza. Presidente, si parte con la terza dose che si potrà avere anche in combinata col vaccino antinfluenzale a novembre. Sì, noi siamo pronti, abbiamo fatto la gara, come l'anno scorso siamo tra i primi ad avere i vaccini a disposizione. Chi vorrà farsi l'antinfluenzale potrà presso i centri vaccinali o con i medici di base, come facciamo sempre,
farsi la doppia dose di vaccino, quindi farsi la terza dose eventuale, parlo soprattutto degli anziani, la dose booster come si dice, no? Della terza dose di vaccino per il Covid e l'antinfluenzale, perché è autorizzato a farla assieme. Terza dose, dice l'EMA, per tutti gli over 18, quindi è molto probabile che tutti scattati i 6 mesi, quelli che hanno fatto le 2 dosi, vogliano poter approcciarsi alla terza. Come vi organizzerete? State ipotizzando? Ma intanto deve essere autorizzata dalle autorità nazionali del Comitato Tecnico Scientifico, poi dopodiché il sistema sarà sempre il solito, no? Centri vaccinali, medici di base, farmacie e un po' tutte quelle realtà che possono fare i vaccini. Dopodiché io spero anche che la terza dose venga superata dal fatto che magari non servirà più e così non servirà più neanche il Green Pass e finalmente si tornerà a sorridere quando incontri gli amici e non a sentirti dire ma il Green Pass, ma no il Green Pass, ma sì il Green Pass, queste robe qua, perché capisco che questo sta veramente devastando la comunità. Andiamo verso un allentamento delle misure secondo lei? Secondo me prudentemente è giusto cominciare a valutarle, cosa che noi abbiamo fatto con le scuole, visto considerato che facciamo parte di coloro che pensano, e siamo anche gli unici a aver presentato una proposta secondo la quale se c'è un positivo in classe non si manda a casa tutta l'aula o tutta la scuola. Tra una settimana entra in vigore l'obbligo del Green Pass per i lavoratori. Alla luce anche dell'andamento dell'epidemia, crede che questo provvedimento magari possa essere ritirato a un certo punto? Guardi, questa è una scelta nazionale del governo ed è una scelta che è scaturita da pareri della comunità scientifica. Io le posso dire solo questo: oltre alla difficoltà di quei lavoratori che ancora non si sono vaccinati, c'è una difficoltà oggettiva da parte degli imprenditori che si ritrovano o avere del personale strategico da dover estromettere il processo produttivo, non è sostenibile soprattutto in questo momento dove mancano i lavoratori. Dall'altro io ricordo che come regioni avevamo fatto 2 proposte che potevano quantomeno attutire questo colpo: aumentare la durata del tampone a 72 ore, questo ci avrebbe permesso di avere un ragionamento un po' più diverso; 2, andare a un prezzo politico per i lavoratori. Non sono state accolte queste 2 proposte fatte dai governatori. Spero che il governo in questo limbo, no? In attesa del 15, possa comunque produrre qualcosa di nuovo anche su questo fronte. Buon lavoro, grazie ragazzi. Grazie. Ecco, avete sentito, allora questo è stato il punto del governatore Zaia qui a Palazzo Balbi, sede della Regione del Veneto a Venezia. Si è parlato di politica, una disamina sul voto, sul risultato della Lega in Veneto che è stato un grande risultato e poi naturalmente il punto sul Covid, sulle novità che ci sono a partire anche dalla terza dose che si potrà fare in combinata con il vaccino antinfluenzale dal 2 di novembre. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio per questa importante diretta, perché come diceva Ilaria si sono toccati tanti temi. C'è l'aggiornamento sul fronte del Covid, questo andamento, questa curva che sembra essere sotto controllo. Lo avete sentito Zaia che dice: se così stanno le cose, con prudenza si può andare verso un allentamento delle restrizioni. I numeri delle terapie intensive restano sotto controllo. Dall'altro lato c'è la soddisfazione per un risultato elettorale importante in terra veneta, perlomeno perché sappiamo che a livello nazionale è andata diversamente, cosa che i colleghi giornalisti hanno subito evidenziato dicendo: ma allora è un successo della Lega zaiana o di quella salviniana? Zaia ha gettato, lo avete sentito, acqua sul fuoco della polemica, ma vediamo se questo basterà. Poi tra l'altro ci sono degli importanti ballottaggi ancora da giocare, innanzitutto quello di Roma per quanto riguarda il Veneto. Invece la sfida interna al centro
centrodestra nella città di Conegliano. Vedo già pronto un nostro ospite, Tommaso Razzolini, intanto lo saluto. Buongiorno Razzolini, fra un po' arriveranno anche Marzio Favero della Lega, buongiorno, e anche Laura Puppato del Partito Democratico per un'analisi puntuale e senza sconti al voto, sul voto a nord-est. A fra poco. Di nuovo in diretta, sono le 12:32, 12:33 del 5 ottobre, il giorno dopo le amministrative 2021. Avete sentito le dichiarazioni, la reazione del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha parlato di una vera e propria vittoria per il centrodestra, ha dato la sua analisi del voto soprattutto a nord-est e ha detto una cosa particolarmente interessante e da qui partirei. Io ho questo impegno, dice riferendosi alla Regione, quindi ho il mio impegno da Presidente della Regione, lo porto avanti. Questo nei giorni in cui si parla sempre più insistentemente di un dissidio all'interno della Lega, tra Lega Zaiana e Lega Salviniana, se così si possono definire, Lega dei governatori, Lega giorgettiana, insomma i termini si sono sprecati in questo ultimo periodo, ma Zaia ha gettato acqua sul fuoco. Chiedo a Tommaso Razzolini, in attesa che si colleghino anche Marzio Favero e Laura Puppato, ha fatto bene Zaia a mettere questi puntini sulle i? Ma che ha fatto bene andare più che altro chiesto a un consigliere magari della Lega. Io dalle dinamiche leghiste ne sto fuori, diciamo, ecco, però mi fa piacere insomma che Zaia continui in maniera ben volenterosa a governare il Veneto e in questa linea, insomma, ecco, quindi sì, dalle dinamiche leghiste sto fuori, che abbia comunque ribadito il fatto di rimanere governatore e di continuare a impegnarsi in questo in maniera ben concreta. Fa più che piacere. Io approfitto, visto che oggi in Regione, in Consiglio regionale, facciamo un evento importante, che a ottobre, il mese, mi sto confondendo, della LILT, la Lega Italiana contro i tumori, verrà fatto un evento e quindi volevo appunto valorizzare questa tematica, ma proprio rubo 2 secondi perché in Veneto comunque ogni anno sono 5.000 le donne alla quale viene diagnosticato il tumore al seno. Volevo appunto fare un appunto per promuovere questa lotta contro i tumori e contro il tumore al seno, quindi ecco, assolutamente Razzolini, chiudo, ma ci tenevo a fare questa ha fatto benissimo ha fatto benissimo e non possiamo che associarci. Vediamo Marzio Favero, lo vedo, lo ringrazio e lo saluto, consigliere della Lega, che ieri ha avuto una grandissima soddisfazione a Montebelluna, perché il suo delfino, lo possiamo definire così, Favero, ad Alberto Bordin, è diventato sindaco con un importante 65% dei voti, quindi Montebelluna poteva andare a parte che c'erano due liste, ma insomma è un comune grande, ecco, lo vediamo, 65,1%, 34,9% per lo sfidante di centrosinistra. Diciamo che è stata premiata la continuità a Montebelluna. Favero, Bordin è stato suo assessore al bilancio nella prima giunta e poi capogruppo di maggioranza. È stato premiato, credo, il lavoro di 10 anni, un lavoro all'insegna della pianificazione strategica, per cui abbiamo dato alla cittadinanza una serie di priorità, secondo noi, da seguire, e è stato premiato anche il coraggio di assumere delle decisioni che all'inizio potevano non essere popolari. Penso alla pedonalizzazione, che ha visto una specie di battaglia civile in città, no? Con un ricorso al TAR da parte di alcuni commercianti. Oggi credo siano tutti soddisfatti di avere un centro riqualificato. Penso ai 14 milioni di euro di investimenti per l'edilizia scolastica, che non è una dimensione che porta facile consenso, però era un dovere morale mettere in sicurezza i nostri ragazzi, perché siamo in un'area sismica
e quindi siamo intervenuti su una decina di edifici scolastici che avevano bisogno di essere portati a norma, e potrei continuare con l'elenco. Certo. Adalberto Bordin è un ragazzo giovane, preparato, è un commercialista e ha saputo in questi anni mettersi a disposizione della città e anche della Lega. Lo chiamai come tecnico esterno nel 2011, all'epoca non era ancora tesserato nel nostro movimento, e mi serviva per seguire il bilancio. Ha fatto un buon lavoro, molto attento alla politica che dovevamo portare avanti di risanamento del bilancio, perché avevamo ereditato un'esposizione debitoria importante di 39 milioni di euro, e quindi si trattava di riportare il debito entro limiti fisiologici. Oggi siamo a 16 milioni di euro di mutui. Così come ha avuto l'umiltà di accettare il mio consiglio nel 2016, pur avendo raccolto molte preferenze personali, di diventare capogruppo. Poteva sembrare un passo indietro rispetto al ruolo di assessore, in realtà era opportuno che si cimentasse nella guida di un gruppo, perché quando si deve poi diventare sindaci, o c'è la possibilità di diventarlo, bisogna imparare a gestire i rapporti umani, che in politica sono fondamentali per poter lavorare con serenità. Io ho avuto una maggioranza blindata, qualcuno ha parlato di un uomo solo al comando. Non è vero, io alle spalle avevo una squadra di assessori e consiglieri con i quali mi confrontavo una volta alla settimana sui temi grandi e piccoli. Assieme abbiamo preso le decisioni fondamentali per il rilancio della città, e Bordin oggi raccoglie il testimone, ha già dimostrato di sapersi muovere bene, ha le competenze, e io gli auguro veramente di fare un ottimo lavoro. Insomma, il suo è molto più di un endorsement, Favero. E le faccio subito la domanda cattiva, perché l'hanno già fatta a Zaia poco fa i miei colleghi. Quale Lega ha vinto? Ha vinto la Lega dei governatori di Zaia, di Giorgetti, ha vinto la Lega salviniana. A Montebelluna 3 settimane fa, 3 domeniche fa, si sono presentati sia Zaia che Salvini sul palco alla loggia del Grano. Ma ecco, cosa risponde? Chi ha vinto? Perché dobbiamo guardare anche al dato nazionale, e il dato nazionale per il centrodestra, per la Lega, non è buono. Dobbiamo distinguere i dati che riguardano le comunali dai dati politici nazionali, e secondo me in questo momento c'è una grande distorsione ottica circa l'importanza e il peso dei partiti a livello nazionale. Perché? Perché pesano nella valutazione gli esiti in alcuni grandi comuni, penso a Roma o a Milano, dove era evidente che il centrodestra non sarebbe passato. Ma questo non è il voto che poi si andrà a raccogliere alle politiche. Io dico che a Montebelluna ha vinto la Lega di Montebelluna perché al di là di tutto abbiamo creato una nostra tradizione locale, un nostro spirito che è quello di essere al servizio dei cittadini senza inquinamenti ideologici, e credo che i cittadini ce l'abbiano riconosciuto. Noi non abbiamo governato Montebelluna con gli slogan. Abbiamo governato Montebelluna guardando alla dimensione amministrativa, cercando di venire incontro alle difficoltà della comunità locale, perché non dimentichiamo che dal 2008 al 2018 abbiamo sofferto per la grande crisi economica che ha attanagliato il nostro paese e anche l'Europa e il mondo intero, e che ha prodotto a livello locale la perdita di posti di lavoro. Il sociale è stata una trincea fondamentale per riuscire a dare risposte alla comunità. Poi è arrivata la batosta del Covid, e anche qui ci è voluto un bel impegno che abbiamo portato avanti magari sotto traccia grazie all'aiuto di moltissimi volontari. Penso con soddisfazione e gratitudine ai nostri volontari della Protezione Civile che hanno fatto un grandissimo lavoro, così come ha fatto un gran lavoro il sociale all'interno del comune. Credo che lungo questo percorso la Lega locale abbia creato una propria credibilità fondata sui risultati raggiunti, con un lavoro intenso che oggi porta ad avere in comune il Comune un piano delle opere pubbliche da 25 milioni di euro, a cui si aggiunge una cifra altrettale per quanto riguarda la realizzazione di 3 nuovi. Quindi lei dice di fatto, Favero, è la Lega del territorio che ha vinto. Anche questo è un tema presente all'interno della Lega tra chi la vuole nazionale e ha promosso questa svolta nazionale, in primis a Salvini, e chi la vuole riportare sui territori. Lei dice la nostra Lega dal territorio non se n'è mai andata. Credo che noi dobbiamo puntare a una sintesi, e la sintesi ha una sua chiave. Allora,
Noi siamo Lega di territorio perché questa è la nostra storia, siamo radicati, la gente ci conosce e sa che amministriamo con passione e competenza. Abbiamo assunto a livello nazionale, grazie all'impegno di Salvini. Per carità, ogni politico può essere criticato, ma io ricordo che Salvini ha raccolto una Lega che era il 3% e ci ha portato a essere uno dei partiti più importanti a livello nazionale. Dobbiamo trovare una sintesi fra queste due dimensioni e la sintesi la si trova in quella chiave politica che si chiama federalismo, perché solo in questo modo si può conciliare l'esigenza dei territori con quella di una politica di rango nazionale. E ci aggiungo che sempre usando questa chiave possiamo agganciarci anche in maniera decorosa alle politiche europee, perché con il varo del Recovery Fund non dimentichiamoci che l'Europa si indebita e quindi ci sarà bisogno in futuro di un Ministero dell'Economia a livello europeo, ma questo significa che bisognerà lavorare sul serio a una Costituzione per l'Europa. Oggi l'Europa si regge su trattati, cioè su contratti. Noi invece abbiamo bisogno di un'Europa che si regga sulla Costituzione. Che tipo di Costituzione può avere l'Europa se non quella di carattere federale? Io penso che ci sia una grande sfida di fronte a noi e credo che in Veneto la Lega abbia dimostrato tutto il suo valore. Ecco, Lega che deve fare i conti non solo con queste, diciamo così, diverse visioni interne che comunque ci sono, ma appunto Favero ne fa una sintesi all'insegna del federalismo, ma deve fare i conti con gli alleati di Fratelli d'Italia. Prima lo stesso Zaia ha detto, analizzando il voto, Fratelli d'Italia di fatto ha attratto il voto di Forza Italia, degli ex forzisti. Fratelli d'Italia per esempio a Montebelluna è circa al 19%, il 18,48% lo possiamo vedere dal sito dell'Interno, la Lega al 27% e la lista civica che supportava Bordin al 19%, quindi anche le liste civiche hanno avuto una buona fortuna in questa tornata amministrativa. Questo cosa significa, Razzolini? Questo vale per Montebelluna e per tanti altri comuni. Come vi porrete nei confronti dei vostri alleati leghisti? Chiederete più assessorati? Chiederete un peso maggiore rispetto alle amministrazioni uscenti? Ma noi nei confronti dei nostri alleati comunque porremo rispetto e chiederemo lealtà nell'amministrare e quindi chiederemo quello che è giusto, insomma, che venga riconosciuto a un partito che comunque è stato trainante per queste elezioni amministrative. Io ricordo che a Montebelluna abbiamo due candidati che hanno comunque anche fatto un record di preferenze in tutta la provincia di Treviso, che sono per quanto riguarda, diciamo, record maschile Claudio Borgia con 564 voti di preferenza e Lucrezia Favaro con 373 voti di preferenza. Quindi questo vuol dire i due candidati comunque giovani e volenterosi. Prima già sindaco e collega Favaro diceva a Bordin giovane e preparato, e io questo lo dico a Borgia e a Favaro. Però con loro oggi Fratelli d'Italia in altri consigli comunali, adesso io a Conegliano ancora la partita è aperta, però penso a Conegliano abbiamo Lucrezia Aggio che ha portato a casa 113 preferenze e si è posizionata prima per quanto riguarda la lista di Fratelli d'Italia. Al quarto posto sembra Conegliano abbiamo Anna Momesso con 56. A Volpago dei 4 candidati che avevamo di Fratelli d'Italia 3 sono riusciti a entrare, e questo anche in altre amministrazioni comunali. Quindi sicuramente Fratelli d'Italia si sta sempre di più radicando sul territorio. Questo è molto importante perché con l'essere radicati comunque stiamo inserendo nelle amministrazioni comunali persone brave, capaci e competenti che provengono da un tessuto sociale, e tra queste abbiamo tanti giovani e anche giovani donne, e questo a noi ci fa veramente piacere perché vuol dire che i cittadini della provincia di Treviso, ma i cittadini veneti ce lo stanno riconoscendo, e quindi abbiamo una forte responsabilità di governare
bene e di portare a casa risultati per le nostre persone, per il nostro popolo. Allora, io adesso vi porterei, ci siamo concentrati soprattutto sulle dinamiche trevigiane, fra un po' parliamo anche di Conegliano, lì la sfida è fratricida e quindi sarà importante il voto di Conegliano per tanti motivi. Prima però di chiedervi appunto della città del Cima e di collegarci anche con la Puppato, siamo in grado di collegarci in diretta con Federico Fusetti mi dicono dalla regia? Ancora no, allora fra poco ci collegheremo con Federico Fusetti da Cittadella, si trova con il nuovo sindaco di Cittadella, anche qui il centrodestra ha per certi vinto e convinto a man bassa. Favero, ritorno quindi da lei e poniamo quindi subito il tema di Conegliano. A Conegliano Fabio Chies, sindaco uscente, sfida Garbellotto, uomo di Zaia, uomo della Lega. Cosa insegna questa sfida molto particolare in terra di Marca, tra l'altro nel comune di Luca Zaia? Lo ha ammesso anche lui poco fa in conferenza stampa. In provincia di Treviso abbiamo vinto in 7 comuni su 8 e ci prepariamo a vincere anche a Conegliano. Io non entro sulle vicende della città del Cima perché non le ho seguite direttamente e correrei il rischio di dire cose non corrette. Mi limito a dire che Garbellotto è un candidato estremamente serio, competente, Zaia lo appoggia e penso che sarà una bella sfida quella a cui assisteranno i cittadini nelle prossime 2 settimane, ma spero che poi la Lega possa portare a casa anche questa città, che è una città importante, straordinaria, sia dal punto di vista della sua storia, sia perché rappresenta una dimensione di impresa di livello nazionale e internazionale. E fra poco chiederò alla Puppato quale sarà l'atteggiamento del Partito Democratico, perché il Partito Democratico farà un po' la differenza in queste elezioni. Vedremo se... eccola, ecco Laura Puppato. Buongiorno Puppato, grazie per essere qui con noi su Antenna 3. L'ho citata parlando di Conegliano, non so se ha sentito, no? Questa sfida all'interno del centrodestra. Il PD, secondo lei, come si comporterà da qui ai prossimi giorni? Ci sarà un'alleanza, un consiglio di voto nei confronti di qualcuno, di Chies per esempio? Lei che cosa ne pensa? Intanto faccio i complimenti comunque alla nostra giovane candidata, a Conegliano, che ha creato una buona squadra, una bella realtà che può fare, credo, opposizione, se questa sarà la sua scelta, in maniera assolutamente intelligente, e in tal senso credo di poter rappresentare quello che è avvenuto a Montebelluna, nel senso che 5 anni fa comunque l'area del centro-sinistra era divisa e aveva, per quanto riguarda i voti, diciamo, che sono stati portati a casa da una lista che rappresentava il Partito Democratico, insomma era la lista dei democratici, quindi vi era un simbolo di partito un po' sfocato, ma era comunque di appartenenti al Partito Democratico, e ha portato a casa comunque un risultato di circa il doppio rispetto a 5 anni fa. Quindi credo che lavorare bene alla fine paghi. Certamente abbiamo un deficit in questo Veneto, lo si è visto anche rispetto ai risultati nazionali. Se guardo appunto tra le piccole e medie città, vedo che soltanto Dolo sostanzialmente si è salvata in questa tornata con un risultato che certamente è eclatante, oltre il 70% di consensi al nuovo sindaco che sostituisce il sindaco di centrosinistra che, come sappiamo, purtroppo è deceduto. Però credo che il ragionamento che hanno fatto, prima ho ascoltato sia Marzio Favero, che saluto, sia Razzolini. Allora il tema è duplice secondo me, nel senso che il deficit di democrazia che stiamo avendo mi pare molto pesante, nel senso che anche nella realtà locale ritrovarci con solo, parlo della mia Montebelluna, con il 47%, 10 punti in meno di solo un anno fa al voto,
sono decisamente, insomma, è una domanda che dobbiamo porci tutti, no? Avrà pure un significato. Allora, è possibile che non siamo risultati attrattivi? Nessuna delle due candidature, nessuna delle liste, eppure ci sono stati molti voti alla persona, perché Razzolini ricordava i voti dei candidati, diciamo, che riguardano i due candidati appunto del suo partito. Il capogruppo nostro, che è un giovane candidato che si è ripresentato, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, ha preso quasi 400 voti, quindi davvero una marea di voti alla persona, però complessivamente poca attrattività per il voto. Questo ci sta dicendo che probabilmente da una parte c'è una polarizzazione politica che forse così non porta, diciamo, a beneficio di una condivisione, no? Nella scelta delle politiche future. Forse quindi c'è stanchezza, forse non c'è interesse, probabilmente non è passato un messaggio anche di alternativa rispetto all'esistente, e dall'altra probabilmente ci si avvale del voto quando lo si dà per identificare alcune persone che si vogliono chiaramente in ruoli, diciamo, di vigilanza nel caso dell'opposizione e di controllo, oppure nel caso di chi governa, evidentemente al governo della città. E senta, quindi... Puppato, le chiedo proprio in 30 secondi, si apre una questione all'interno del Partito Democratico Veneto, perché il PD a livello nazionale ha tenuto, è andato bene, forse al di là delle più rosee aspettative, questo insomma ce lo dicono le grandi città in particolare, ma in Veneto non è andata bene. Quindi è un po' la domanda, è un po' lo specchio della domanda che ho fatto appunto a Favero per il centrodestra. E nel centrosinistra si porrà una questione anche a livello di segreteria? Ne parlerete con il segretario Bisato o chi per esso? È a rischio Bisato? Beh no, c'è il cambio di segreteria previsto proprio dal 25 settembre. C'è la possibilità fino al 25 di ottobre di rappresentare le candidature, e quindi diciamo che non è un invito ad andarsene per Alessandro Bisato, ma certamente che tra l'altro era già stato trattenuto, voglio ricordare, certo, che aveva comunque inteso dare le dimissioni già dopo le regionali. Credo che vada fatto un totale ripensamento sulla modalità con cui si deve procedere in una segreteria politica per rivitalizzare le forze che evidentemente non si sono sentite sufficientemente considerate, o comunque non sono state aiutate a sufficienza da una segreteria politica che ha, io credo, un obbligo, che è quello anche di fornire le informazioni, diciamo, adeguate, di rendere visibile il lavoro che svolgono i nostri rappresentanti sia in seno al Parlamento sia in seno al Consiglio regionale. Quindi è chiaro, siamo relativamente, diciamo, percentualmente non così, insomma, importanti in questo Veneto. Dico, siamo sollevati perché a Montebelluna abbiamo quasi il 20% come Partito Democratico, però insomma in tempi della mia elezione, per esempio, nonostante la politica nazionale non andasse bene, comunque godevamo anche di vantaggi regionali maggiori, cioè di consenso maggiore. Quindi io penso che si debba fare un ragionamento anche molto sereno, però un ragionamento che poi porti fattivamente, concretamente a dare aiuto agli amministratori locali esistenti nostri, che sono numerosi nel Veneto, e soprattutto a dare forza ad un futuro che rappresenti in maniera adeguata i giovani, e in alcuni casi, parlo di Conegliano e Montebelluna, queste nuove forze già sono al lavoro e vanno assolutamente supportate. Andiamo adesso a Cittadella, vi chiedo di rimanere. A Cittadella c'è Federico Fusetti, il collega con il nuovo sindaco di Cittadella. Sentiamolo, a te la linea, Federico.
Io dico sempre che comunque ci vuole coraggio a fare il sindaco, ci vuole coraggio a candidarsi, perché comunque è vero che poi è un gruppo, ma sei un uomo solo, una donna sola quando arrivi al momento elettorale, quindi va apprezzato chi ci mette la faccia per fare il sindaco, come vanno apprezzati anche chi ci mette la faccia per fare i consiglieri comunali. Ora si va in consiglio comunale per lavorare per i cittadellesi e quindi insomma noi cercheremo di collaborare come sempre, noi siamo aperti a tutto nel rispetto naturalmente e con critiche costruttive. È un calo nazionale, però anche qui 14% in meno, circa 2000 elettori in meno alle urne. Preoccupato? Ma è un calo, diciamo, io lo leggo in due modi questo calo. Il primo naturalmente è legato, come ha detto lei, al calo nazionale. Purtroppo c'è una disaffezione della politica o alla politica in questi ultimi tempi, anche se il cittadino deve rendersi conto che queste sono elezioni amministrative, perché quando il cittadino ha bisogno viene dal sindaco, va dall'assessore, va dal consigliere. Noi siamo i punti di riferimento per, diciamo, la politica a tutti i livelli, quindi spiace un po', ecco, di vedere questo calo. D'altra parte un'altra lettura che abbiamo dato, ma sentendo poi i cittadini che venivano a votare, era quello del risultato scontato. Purtroppo questo messaggio di risultato scontato, che secondo me comunque non era, è passato in maniera troppo importante nei cittadellesi, e più di qualcuno secondo me ha preferito o comunque deciso di non venire a votare perché comunque il risultato era acquisito. Abbiamo trovato più di qualche cittadellese che è venuto a votare per caso, e questo insomma anche qua lascia un po' il tempo che trova, perché è chiaro che è importante soprattutto la preferenza per i consiglieri, perché avere un punto di riferimento nella propria frazione, nel proprio borgo è fondamentale a livello amministrativo. Le liste di sostegno, l'importanza di questo, per lei ce n'erano 6, la sua addirittura ha preso il 27%, quasi diciamo surclassando la Lega, e questo ha fatto un po' discutere. Beh, è normale che la lista del sindaco uscente prenda tanto, però è un voto legato alla Lega, cioè io sono il responsabile nazionale degli enti locali. Se voi andate in giro a chiedere ai cittadini di che partito è il sindaco, vi diranno della Lega, e quindi è un voto che va alla Lega. Nelle altre civiche c'erano comunque tesserati Lega, il consiglio comunale è a maggioranza Lega, perché la maggioranza hanno tutti la tessera della Lega. Poi abbiamo dei civici, e sono felicissimo che siano entrati in consiglio comunale. Entra Fratelli d'Italia con 2 consiglieri, anche qui ottimo risultato, perché c'è un ottimo rapporto con Fratelli d'Italia, dove collaboriamo da 5 anni, anche se poi il partito è nato diciamo negli ultimi anni, però comunque chi era già in consiglio comunale collaboriamo da parecchio tempo. Spiace un po' di non aver avuto il rappresentante di Forza Italia in consiglio comunale, altrimenti veramente avremmo fatto tutto il centrodestra, però insomma da lavorare ce n'è per tutti, tra chi diventerà consigliere, chi sarà assessore, anche chi non è stato eletto. È stata la forza per noi 5 anni fa, che il gruppo di 100 candidati 5 anni fa è rimasto comunque unito e ha continuato a lavorare, e dovrà essere la nostra forza anche in questi 5 anni, quindi anche chi non è stato eletto, se avrà voglia naturalmente, avrà le porte spalancate in comune, perché sicuramente il sindaco non dirà mai di no a chi ha voglia di fare. Ultima domanda flash, i primi 100 giorni cosa vedranno i cittadellesi? Ma vedranno tanto perché è quello che avevamo già programmato prima delle elezioni, nel senso che partiranno tante opere pubbliche importanti, partirà la pista ciclabile di Facca, un'opera attesa da più di 10 anni, partirà il restauro del Palazzo delle Associazioni che diventerà sede museale, vedrà l'inaugurazione della palestra di Pozzetto che è quasi a termine, vedrà l'inaugurazione della chiesetta di Camoro, quindi veramente vedranno tanto, ma è frutto del lavoro di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 5 anni. Chiaro che il programma elettorale nostro è molto importante, molto intenso, sfidante, perché deve essere così un programma elettorale che guarda oltre i 5 anni di amministrazione comunale, quindi avremo veramente tanto da fare. Ecco, questa quindi è l'intervista in presa diretta del nostro Federico Fusetti al nuovo vecchio sindaco di Cittadella Luca Pierobon, che ha vinto con l'80% dei consensi, una delle vittorie più eclatanti. Mi dicono che ho qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo con Laura Puppato. Deve andare Laura Puppato, deve andare. Mi spiace. Allora la ringrazio. Noi ovviamente ci aggiorniamo per le prossime, perché insomma c'è un ballottaggio da commentare e
più ballottaggi. Puppato, quindi la ringrazio. Restano con noi invece Marzio Favero e Razzolini, anche perché mi sa che sono entrambi in Consiglio regionale e il Consiglio regionale inizierà alle 14, quindi abbiamo tutto il tempo per fare altri ragionamenti. A fra poco. Di nuovo in diretta per analizzare il voto a Nord-Est. Sono rimasti con me Marzio Favero della Lega e Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, che fra poco hanno anche Consiglio regionale, tra l'altro è convocato per le 14 a Palazzo Ferrofini. Favero, ritorno da lei, ricomincio e riparto da lei. Non so se condivide, ma se una cosa è emersa in maniera abbastanza netta da questo voto amministrativo, sia in Veneto che a livello nazionale, è il ritorno al bipolarismo, perché di fatto il Movimento 5 Stelle per certi versi si è azzerato quasi, o perlomeno non ha più la forza, stando ai dati di queste ore, di rappresentare un terzo polo. È così? C'è un riaffiorare della differenza fra il centrodestra e il centrosinistra, ancorché, se devo dire la verità, io credo ormai poco a questo tipo di categorie politiche, perché se qualcuno riesce a spiegarmi dove stanno le grandi e profonde differenze ideologiche fra destra e sinistra, lo ringrazio. Un grande studioso della politica italiana, Bobbio, ha concluso la sua vita con un saggio nel quale cercava disperatamente di trovare un discrimine, perché mi pare che oggi, quando si parla di politica, ciò che è carente è la parte del pensiero. Allora non si tratta di ritornare alle ideologie del Novecento che hanno disseminato di lutti l'Europa, ma di recuperare un pensiero politico, sì, perché altrimenti la distinzione fra destra e politica e sinistra risulta essere solo di carattere strumentale, legato alla gestione del potere. E io credo che in questo senso l'esperienza dei 5 Stelle dimostri come l'inesperienza amministrativa si paghi. È un partito che è nato per via telematica, con un sito internet, che ha portato in Parlamento persone che non avevano alcuna esperienza amministrativa, e i risultati sono stati quelli che oggi portano il Movimento 5 Stelle a vedere il loro declino dal punto di vista del consenso popolare. Ma è un declino fisiologico, direi, perché è un movimento che deve ripartire ricostruendosi le basi, e le basi dei movimenti devono essere quelle delle amministrazioni comunali. Io lo sottolineo, il livello fondamentale della democrazia è quello dei comuni, come sosteneva Lusso. Poi ci sono gli enti superiori, ma è di lì che si parte per costruire un partito. Si parte quindi dai comuni e dai territori. Senta Razzolini, io prima di farle questa domanda vi farei sentire una battuta di Giorgia Meloni, perché di fatto Giorgia Meloni nelle scorse ore è tornata sulla questione del Quirinale, con un'apertura forte e decisa. Sentiamo Giorgia Meloni. Ho sentito Enrico Letta nella sua trionfalistica conferenza stampa dire che la destra è battibile. Certo, in democrazia se ci si misura si batte o si è battuti. Il punto è se si è disponibili a misurarsi. Noi siamo pronti a misurarci. Se Enrico Letta e il Partito Democratico sono coerenti con quello che dichiarano e sono così sicuri delle loro capacità e delle loro possibilità, allora io lancio una sfida al segretario del PD. Fratelli d'Italia è disponibile, ammesso che sia disponibile anche lui, a votare per Mario Draghi la Presidenza della Repubblica, a patto che si vada a votare immediatamente, che ci si misura in campo aperto in libere elezioni e si chiede ai cittadini chi vince, chi deve vincere e chi deve perdere.
Chi vince deve poter governare 5 anni, chi perde sta all'opposizione 5 anni, come accade in tutte le democrazie mature, senza giochi di palazzo e senza che arrivi qualcuno dalle consorterie europee a piazzarci i governi. Noi siamo disponibili, ci dica il PD che cosa vuole fare. Per gli altri dati, mi perdonerete, vi rimando a domani. Così notte e tempo la Meloni da Roma. È il tema politico. Archiviate più o meno le amministrative 2021, certo c'è Roma e non solo. Questo è l'altro macro tema. Razzolini. Sicuramente le elezioni politiche è uno dei prossimi temi, è il macro tema, perché comunque ricordo in provincia di Treviso ci sarà Conegliano, quindi ci sarà il ballottaggio di Conegliano, ci saranno poi le provinciali, le elezioni provinciali, che anche lì sarà comunque un bel tema da affrontare, ma poi indubbiamente ci saranno le elezioni politiche. Per noi il centrodestra deve andare avanti unito, e quindi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, tutti quanti insieme, assolutamente, per dare una compattezza e portare un ottimo risultato, secondo me sarà ottimo, alle politiche, e quindi sia Camera che Senato, per dare una stabilità e un'azione univoca, diciamo, per quello che sarà poi il futuro governo e il futuro Parlamento. Per fare questo però appunto bisogna che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere, e per sciogliere le Camere comunque ci deve essere una volontà del Parlamento per andare a votare e dare parola ai cittadini che da ciò che risulta oggi dai sondaggi hanno voglia di votare un centrodestra, quindi tra Fratelli d'Italia, che sta crescendo, oggi risulta essere il primo partito, tra la Lega, che comunque è vicina a Fratelli d'Italia, ha sicuramente un buon risultato, Forza Italia che c'è ancora, eccetera. Insomma, lo schieramento c'è, le tematiche da portare avanti sono molte e importanti, e secondo me un centrodestra ben unito e coeso potrà fare una bella differenza in tutto ciò. Favero, fa bene Meloni ad accelerare su questo tema e a porre la questione. Secondo lei poi l'elettorato è pronto per andare a votare già nel 2022? Credo che sia necessario fare una distinzione fra la democrazia diretta e la democrazia indiretta. La democrazia indiretta è quella che funziona sul mandato che gli elettori danno a dei politici, col compito che questi politici rappresentino i loro interessi in un arco di tempo di 5 anni, utile a realizzare progetti e a consentire ai cittadini stessi di decidere se confermare o meno i politici che hanno eletto in precedenza. La democrazia diretta invece, che ha sempre portato disastri in politica, si fonda sul consenso dell'oggi. Allora, siccome oggi Fratelli d'Italia va bene, quindi domani mattina si dovrebbero fare le elezioni. Ma se fosse stato un anno fa, forse ci sarebbe stata meno voglia di andare immediatamente alle elezioni, e bisogna capire cosa succederà fra 6 mesi. Io dico che in questo momento non possiamo permetterci di mandare a casa Mario Draghi, sia pure promuovendolo nobilmente a fare il capo dello Stato, per un motivo molto semplice, perché è in ballo il piano nazionale di ripartenza e resilienza. C'è una marea di risorse da spendere e investire in tempi che l'Europa ha imposto essere strettissimi. Allora, credo che sia un esercizio di responsabilità in questo momento sostenere il governo. È chiaro che all'interno del governo si trovano forze politiche molto diverse fra di loro, anche incompatibili per molti aspetti, no? Penso alla Lega piuttosto che al PD o ai 5 Stelle, ma quali sono oggi gli interessi dei cittadini? Penso che gli interessi dei cittadini coincidono con la ripresa del lavoro, il superamento della crisi Covid e via elencando, cioè gli obiettivi che sono previsti dall'Europa, che l'Europa ha previsto quando ha varato il recovery plan. Non possiamo permetterci di scherzare su questo, e quindi, sia pure a torto collo, è opportuno che le forze politiche che in questo momento sostengono il governo continuino a fare il loro lavoro. Perché dare risposte ai cittadini è fondamentale. Quindi lei dice anche la Lega deve rimanere al governo. Preveda finanziamenti anche poi per le regioni, le province e i comuni, perché la ripartenza la si fa tutti assieme. Tra l'altro, tema del PNRR
PNRR che è stato svolto da tutte le amministrazioni locali. Poi tra l'altro ieri sera, rimanendo a Montebelluna, ne ha parlato parecchio lo stesso Bordin, quindi è un tema all'ordine del giorno di tutti i primi cittadini e non potrebbe essere altrimenti, parlando di miliardi di euro. Quindi, sintetizzando al massimo, Favero, la Lega per lei deve rimanere al governo, ci dovrà rimanere, insomma. Credo sia un gesto di responsabilità. Non dimentichiamo che si è arrivati a un governo tecnico perché la politica non è riuscita a trovare gli equilibri giusti, necessari. Allora credo che questa pausa possa essere la grande occasione per tutti i partiti, compresa la Lega, per rivedere non solo i propri programmi, ma anche per rielaborare un pensiero politico, perché dobbiamo tornare a dare idee ai cittadini. Che cosa tiene insieme milioni di persone diverse, se non la forza delle idee? Ed è su questo piano che bisogna ripartire. Io credo che ci sia una porta stretta attraverso la quale però la politica italiana è chiamata a passare. È la porta della cultura, che non è... La cultura non è la dimensione del tempo libero, la bella lettura quando si è terminato di lavorare, piuttosto che lo spettacolo. Sì, è anche questo, ma è prima di tutto la capacità di interpretare la realtà, di elaborare proposte per migliorare lo stato di esperienza collettiva, è riflessione sul bene comune, sulle esigenze di un'etica sociale che si sta disgregando invece in questo momento. Diciamo, ecco, che lei dice prendiamoci una pausa, tra virgolette pausa di riflessione, approfittiamo del fatto che c'è una guida sicura che è quella di Mario Draghi e in qualche modo cominciamo a parlare di contenuti, di programmi e di politica, ritornare a parlare di politica, che poi per certi versi è un po' quello che mutatis mutandi ha detto per il centro-sinistra, prima l'ha puppato. Le forze politiche devono in qualche modo riallinearsi rispetto anche a quelle che sono le aspettative dei loro rispettivi elettorati. Mentre immagino, guardando Razzolini, Fratelli d'Italia ha già le idee chiare e dice noi siamo pronti, ovviamente, e la Meloni sta dettando in qualche modo il passo. Ma sicuramente il PNRR è importante, ci sono fondi veramente significativi e quindi bisogna concentrarci su questo obiettivo, come anche poi sul risolvere la pandemia Covid e il problema riguardante questa situazione. Vorrei concentrarmi, visto che il consigliere Favero ha toccato il discorso lavoro, io vorrei ricordare che oggi non possiamo pensare di basare la tematica lavoro sul reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza comunque voluto, all'epoca è stato votato sia dai 5 Stelle che dalla Lega, e cosa che oggi invece sta creando forti danni al nostro paese, perché stiamo dicendo ai giovani: ragazzi, è meglio che state a casa e non lavorate, perché comunque voi i vostri soldi ve li portate a casa lo stesso e non andate a lavorare. Questo è grave, questo è alquanto un danno per la crescita dei giovani e di quello che è collegato al mondo del lavoro, perché questo è un altro, è assolutamente un altro tema. Però se parliamo di PNRR, io credo che una logica di centrodestra, di Fratelli d'Italia insieme alla Lega e a Forza Italia sia molto più ragionevole e proficua come interesse nazionale che a un governo oggi guidato a traino PD 5 Stelle, e penso che su questo il collega Marzio Favero non dovrebbe avere più di tanti allora, io adesso sono davvero in addirittura d'arrivo. Anche questo è un tema delle prossime settimane, quello del reddito di cittadinanza, della sua riformulazione e quant'altro. Bisognerà capire anche alla luce di quello che è successo all'interno del 5 Stelle come sarà svolto anche questo tema e poi il peso politico stesso del movimento nella trattativa. Però per il momento saluto davvero e ringrazio sia Marzio Favero della Lega, grazie Favero, grazie a Tommaso Razzolini, arrivederci e buon lavoro, buon consiglio regionale ad entrambi, e vedo collegata la collega Luisa Bertini perché c'è un importante aggiornamento di cronaca dal Trevigiano. Luisa, a te la parola.
Sì, un episodio di violenza che riguarda ancora una volta i giovani, che sta diventando un po' una piaga qui nel Trevigiano, perché hanno sfogato tutta la loro brutalità e tutta la loro violenza su un coetaneo. Sto parlando di 2 diciassettenni trevigiani che sono stati sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri mentre lo derubavano, sostanzialmente sfogando su di lui tutta la violenza, quindi lo hanno letteralmente malmenato. Tutto è successo a Carbonera, in provincia di Treviso, nella serata del 30 settembre, quando questi 2 giovani lo hanno avvicinato, perché i 3 si conoscevano, gli hanno strappato la collana che indossava al collo e si sono fatti consegnare dei soldi, ovviamente minacciandolo, oltre al cellulare. Il giovane, che era terrorizzato, ha tentato anche la fuga in bici, ma i 2, non contenti di ciò, lo hanno bloccato, lo hanno fatto cadere dalla bici e lì hanno continuato a malmenarlo, provocandogli delle lesioni al collo e alla testa. Gli hanno quindi rubato anche la felpa e la bicicletta e è stato l'intervento di un passante, diciamo, che ha soccorso subito il giovane e ha chiamato l'intervento dei carabinieri che hanno prontamente, insomma, rintracciato i 2 responsabili nelle vicinanze, ancora in possesso della refurtiva, per poi condurli in caserma e arrestarli. Adesso i 2 sono in attesa del processo penale per quella che è appunto una piaga che si sta manifestando sempre più di frequente sul territorio, quindi giovani che picchiano, giovani che li derubano e che adottano anche modalità, diciamo, da persone scafate. Assolutamente, è un'escalation quella alla quale stiamo assistendo in queste settimane. Tutti gli aggiornamenti ovviamente con Luisa Bertini. Grazie Luisa, questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Il tempo per annunciarvi gli ospiti di Straordinaria A3 in studio con la nostra Alice Montaniera. Ci saranno Stefano Martelossi, direttore dell'unità operativa complessa della pediatria del Cafoncello, ed Enrico Busato, che invece è il direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia ostetricia sempre del Cafoncello. I temi sono di assoluta importanza e attualità, ovvero l'importanza della vaccinazione anti-Covid nei ragazzi e nelle donne incinte. Tutto questo con Alice Montaniera fra qualche minuto. L'informazione torna questa sera alle 18:30 puntuale, come sempre qui su Antena 3. Saluto e ringrazio Andrea Basso, Simone Merlo e Tony Esposito dalla regia. Adesso c'è il meteo e poi Straordinaria A3. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Forte perturbazione sul nostro territorio. Martedì 5 ottobre condizioni di maltempo e rischio di criticità idrogeologica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di temporale, localmente abbondanti e intense, specie sulle zone montane e pedemontane, ma anche sulla pianura più settentrionale. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione. Anche qui tempo molto variabile, lo vediamo, con piogge diffuse un po' ovunque, localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo rovesci dappertutto, attenzione anche a possibili locali nubifragi. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Bentrovati gentili telespettatori, in diretta in compagnia di Straordinaria A3. Importanza della vaccinazione anti-Covid nei ragazzi e nelle donne in gravidanza. Facciamo chiarezza perché sul web si trovano tantissime notizie false. E ne parleremo oggi in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio al dottor Stefano Martelossi, direttore della pediatria Cafoncello, ben trovato. Buongiorno a lei, telespettatori. E il dottor Enrico Busato, direttore ginecologia e ostetricia Cafoncello, ben trovato dottore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, cominciamo subito da lei, dottor Busato. Ci racconta del punto rosa al centro vaccinale di Villorba? Sì, noi abbiamo aperto questo punto rosa, ecco, che non è altro che un punto in cui è presente fisicamente un ginecologo tutti i mercoledì dalle 15 alle 19:20 fino a quando c'è necessità, per dare risposta a tutte le mamme, sia quelle che sono in gravidanza ma anche quelle che stanno allattando, al fine di rispondere ai loro quesiti, ai loro dubbi su questa vaccinazione, ecco, in gravidanza, perché molte, e l'abbiamo visto, ecco, abbiamo iniziato mercoledì scorso e devo dire che si sono presentate tantissime mamme, non pensavo, ecco, perché essendo la prima volta ritenevo, ecco, che magari non fosse così stato ancora pubblicizzato e quindi la presenza fosse ridotta. In realtà si sono presentate molte mamme e avevano necessità di capire se questa vaccinazione fa bene o male, ecco, diciamo, loro chiedevano, ma soprattutto non tanto per loro stesse ma per il bambino. Quindi un grande afflusso, dottore, in questa prima occasione. In questa prima c'era la fila, ecco, quindi siamo rimasti fino alle 8 quasi e abbiamo cercato di dare risposta a tutte quante le mamme, ecco, che ci chiedevano. E devo dire che la maggior parte poi ha eseguito direttamente la vaccinazione. Questo è stato un aspetto, ecco, secondo me importante, perché alcune l'hanno posticipata perché erano nel primo trimestre e quindi hanno voluto anche far passare, ecco, il periodo, ecco, un po' più critico. Alcune mamme avevano già avuto delle poliabortività e conseguentemente, ecco, hanno preferito farle dopo le 12 settimane, ma hanno dato già l'adesione ad eseguire appunto la vaccinazione, e anche questo credo sia stato... La stragrande maggioranza delle donne in gravidanza che sono venute al punto rosa di Villorba poi hanno optato, grazie insomma alla chiarezza che avete fatto voi medici, di vaccinarsi. Sì, oltretutto ci hanno anche ringraziato, ecco, perché molte non trovavano una risposta né dal loro medico di base che le inviava al ginecologo, dal ginecologo che magari diceva beh aspettiamo ma a scopo prudenziale, ma in realtà rimaneva sempre il dubbio, ecco, ma posso o non posso farla? Noi abbiamo cercato, ecco, di essere quanto più chiari possibili, non abbiamo mai convinto, perché non è il nostro scopo convincere la donna a vaccinarsi, il nostro scopo è quello di dare la massima chiarezza e togliere via quei dubbi, soprattutto su queste fake news che ci sono e che girano in maniera esorbitante su tutti i social, ecco, riguardo la vaccinazione. E questa chiarezza le mamme l'hanno apprezzata perché ci hanno chiesto grazie, ecco, di avere un punto, ecco, dove poter chiedere informazioni e ricevere delle risposte, e poi sono loro, ecco, che decidono di vaccinarsi, ma quelle che l'hanno fatto l'hanno deciso liberamente. Noi abbiamo cercato di rimuovere quelli che erano i loro dubbi. Ecco, fake news, l'ha detto lei, ce ne sono tantissime, poi insomma in questa ora che trascorreremo insieme in diretta fino alle 14:30 cercheremo di smontarle un po' una ad una, ecco, per fare ancora più chiarezza. Punto rosa non soltanto a Villorba, insomma ci sono punti informativi in maniera capillare nel territorio dell'ULSS 2, dottore? Sì, negli altri punti nascita abbiamo cercato, ecco, di offrire analoghe, ecco, informazioni, quindi a Montebelluna a partire dal 6 di ottobre sarà aperto ogni mercoledì dalle 15 e 17, ecco, un punto informativo telefonico dove ci sarà un medico, un'ostetrica a rispondere. Il numero di telefono è lo 0423
611 660, mentre per il punto nascita della zona di Conegliano e Vittorio Veneto, anche lì sarà aperto lo stesso un punto sempre telefonico, e lì verrà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 17, iniziato dal 30 di settembre. Il numero di telefono è 0438 66 3128. Ecco, in quest'ambito cerchiamo di coprire tutto il territorio quindi dell'US 2, cercando quanto più possibile di dare queste informazioni alle nostre gravide, certo, e anche le mamme che allattano, perché ci sono anche quelle che sono venute, ecco, con questi dubbi. E poi avremo modo insomma di chiarire anche quei dubbi riguardo al post gravidanza e nel periodo dell'allattamento. Dottor Martellossi, il martedì invece lei tiene un ambulatorio nel reparto di pediatria all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, anche in questo caso per aiutare i genitori, diciamo così, dei più piccoli a fare chiarezza sul tema vaccinazione anti-Covid. Sì, abbiamo deciso di aprire questo ambulatorio, un po' quello che ha detto il dottor Busato. Noi cerchiamo di farlo nelle vaccinazioni 12-19, quindi di cercare di dirimere eventuali dubbi e di portare una decisione consapevole sulla vaccinazione. Si aggiunge questa offerta a quello che la popolazione può trovare, dei pediatri di libera scelta o anche dei medici degli ospedali, cui io invito a chiedere ai genitori a fare le domande ai medici, in maniera che i dubbi, anche legittimi, certo, perché no, che i genitori possano avere, soprattutto quando poi si parla di vaccinare i propri figli o quando si aspetta un bambino, possiamo capire che ci possono essere dei dubbi e che vanno spiegati. Quindi io veramente i genitori li invito a fare le domande ai medici. I pediatri e i ginecologi sono a loro disposizione in questo momento. E allora quali sono le domande più frequenti che le rivolgono i genitori? Beh, diciamo che la domanda più frequente, anche secondo me quella più legittima, è quella di capire, io lo dico in termine tecnico, quali sono i rapporti costi-beneficio di una vaccinazione. Cioè, perché devo vaccinare il mio ragazzo? E quali sono gli effetti collaterali del vaccino? Quando si parla di vaccinazione bisogna sempre parlare di costi-benefici. La vaccinazione è un atto sanitario che può avere delle piccole controindicazioni o qualche piccolo effetto collaterale, ma questo va sempre comparato a quello che poi invece la malattia che si vuole combattere fa. Allora, sul Covid penso che non ci sia bisogno di rispiegare oggi cosa ci ha fatto in questo anno e mezzo, no? In termini di mortalità, di chiusura. La domanda è se vale la pena vaccinare i ragazzi. Questa è la domanda che più frequentemente viene fatta, anche perché non dimentichiamoci che non tutti i paesi occidentali poi hanno fatto la stessa scelta, no? Strategica di vaccinazione, anche se la maggior parte sì. E quindi il dubbio è anche legittimo. E poi quella sugli effetti collaterali. Qui credo che la comunicazione, chiedere, sia fondamentale, perché molte, ormai le chiamiamo fake news, ma mi fa anche un po' fastidio proprio dire questa parola, sono notizie false che non hanno nessun fondamento e che fanno preoccupare molto i genitori quando si comincia a parlare di problemi di fertilità, problemi della crescita, effetti collaterali a lungo termine, di terapia genica. Lei capisce bene che se io ho un ragazzino di 12 anni e sento queste notizie, una preoccupazione è legittima. Okay. Quando parliamo di vaccinazione anti-Covid-19 nei ragazzi ci riferiamo alla range d'età 12-16, corretto? Corretto. Ad oggi l'indicazione è stata, quindi un paio di mesi fa, allargata l'indicazione alla vaccinazione con vaccino a mRNA, ok, quindi Pfizer e Moderna, di questo stiamo parlando, anche nella fascia di età tra i 12 e i 16 anni. Perché vaccinarli? Forse questo che è la domanda che fanno, no? Perché la domanda è: ma perché vaccinare, che poi in questi anni, un anno e mezzo, abbiamo visto che insomma fortunatamente i bambini sono stati... Il senso, no, della vaccinazione. Il senso, anche in un'età in cui fortunatamente non abbiamo avuto quella morbilità e mortalità che delle altre età. Allora, ci sono tre motivi principali, poi potremo approfondire. Uno, perché seppur raramente il Covid può fare morbilità e quindi malattie anche severe anche in età pediatrica.
raro, e ma è questa possibile. è la prima fake news, nel senso che spesso si sente dire ma tanto ai ragazzi, ai più giovani, il Covid non ha effetti gravi nei giovani, e questa è la prima fake news. Sì, dopo anche qui, no? Se poi noi paragoniamo quella che è la mortalità nelle altre classi di età, è chiaro che fortunatamente è raro, ma noi oggi abbiamo qualche numero, la mortalità è bassissima, dobbiamo essere sinceri. Quanti sono stati? 30-35 morti in tutta Italia dall'inizio della pandemia in età pediatrica, quindi molto pochi. Ma l'ospedalizzazione è circa del 5% e poi il Covid, seppur raramente, può dare delle complicanze severe che necessitano di ospedalizzazioni anche lunghe. Ormai tutti abbiamo sentito questa sindrome infiammatoria multisistemica, no? Questa malattia che viene dopo la malattia da Covid a distanza di alcune settimane, è dovuta a una iperattivazione del sistema immunitario. Ed è una malattia severa, colpisce il cuore, colpisce la cute, colpisce il rene. Noi a Treviso abbiamo avuto in tutto 16 casi, 2 nelle ultime 2 settimane, e sono tutti andati bene fortunatamente, ma sono malattie severe che colpiscono per esempio all'80% il muscolo cardiaco, il cuore, fanno la miocardite. 3 sono finiti in rianimazione, 2 sono andati in sala operatoria, quindi come posso dire, fortunatamente è raro, ma non è vero che il Covid in età pediatrica non possa fare una malattia che ha anche le sue complicanze. Se poi dall'altra parte guardiamo quello che fa gli effetti collaterali del vaccino, noi non abbiamo avuto nessun ricovero per effetti collaterali da vaccinazione, ma non solo la pediatria di Treviso, che è già un buon punto di osservazione, ok? Ma neanche nelle altre pediatrie in Italia. Quindi vaccinare, perché comunque proteggere dall'infezione anche i ragazzi è utile. Secondo, perché il virus circola e il virus va dove trova le porte aperte, e se noi lasciamo una fetta della popolazione non vaccinata, il virus lì andrà e lì circolerà. Se circola significa più ci sono varianti e più anche mettiamo a rischio i nostri cari, perché io posso poi, ragazzino che va alle medie, alle superiori, portare a casa il virus e magari attaccarlo a un mio compagno di classe che è sfortunato e non può vaccinarsi perché magari non lo può fare, o un nonno anziano che nonostante la vaccinazione magari può prenderlo lo stesso. Ultimo, ma non è ultimo, perché l'unico modo per aumentare la probabilità, per non dire di avere la certezza, che i nostri ragazzi possano riprendere una vita sociale normale. Non è vero che il Covid non ha fatto niente in pediatria, il Covid con i suoi effetti collaterali, che è stata la chiusura e il lockdown, necessario, obbligatorio, ok, ha fatto un grave danno in età pediatrica. I ragazzi hanno forse pagato il prezzo hanno più certamente alto della pagato, pandemia, ormai no? I lavori scientifici ci sono, c'è un deficit educativo, chi ha figli lo sa, che per quanto sia stati la DAD fatta bene non hanno imparato quello che potevano, non hanno potuto fare sport, non hanno potuto stare con gli amici, non hanno potuto andare a fidanzate. Io insomma mi vengono i brividi come pediatra, perché mi ricordo quando avevo 17 anni, era difficile potermi chiudere in casa e lo hanno fatto e hanno sofferto. Vaccinatevi ragazzi, vaccinatevi, chiedete di essere vaccinati, dovete farlo voi, per voi stessi, per una vita più normale possibile. È l'unico modo per poter riprendere una socializzazione fondamentale per tutti, ma per loro ancora di più. Allora, stanno arrivando già tantissime domande attraverso le telefonate, attraverso i social, poi avremo modo insomma di porle direttamente al dottor Martellossi e al dottor Busato. Abbiamo detto, perché vaccinare i ragazzi, quindi soprattutto nell'età adolescenziale? Perché vaccinarsi in gravidanza, dottore? Porto 2 numeri, ecco, tanto per avere un'idea in merito al perché di vaccinarsi ora anche, e noi stiamo caricando la mano e stiamo cercando quanto più possibile di indirizzare verso la vaccinazione anche le gravide. Se noi consideriamo la prima ondata, ecco, nel periodo che va dal fine marzo fino a agosto, il 31 agosto, ecco, del 2020, lì abbiamo avuto, ci sono state, ecco, questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, 786 gravide Covid positive. Nella seconda ondata, invece, che va dal 1° di settembre del 2020 fino al 30 di giugno del 2021, ce ne sono state 4.948.
quindi un numero estremamente più alto sempre di gravide Covid positive, ma all'interno di queste, mentre nella prima ondata, ecco, diciamo, di ospedalizzate ce ne sono state un caso ogni 1000, quindi lo 0,5%, ed era la stessa percentuale delle donne della stessa età non gravide. Nella seconda ondata invece la percentuale di ricoverate è stata molto maggiore, sono state un 10% di donne che hanno avuto una forma moderata di polmonite che ha necessitato di un supporto, ecco, di ossigeno, ma il 3,3% dei casi invece ha necessitato di un supporto sia di terapia intensiva che di ricovero in malattie infettive o nella pneumologia con gli alti flussi. Questo è un dato interessante, dottore, ma come vi spiegate questa differenza tra la prima ondata e la seconda ondata? Guardi, io ritengo che purtroppo la variante Delta gioca un ruolo molto importante. Per esempio a Treviso noi abbiamo avuto da 1° marzo 2020 fino a maggio del 2021 19 casi di donne gravide e di queste, ecco, non gravi. In un mese invece abbiamo avuto 6 casi, quindi 1/3 dei casi è capitato in un mese, qui nel periodo di agosto e i primi di settembre. E questo perché? Perché primo la variante attualmente, ecco, negli ultimi 4 settimane i tamponi che sono stati eseguiti, sempre dati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono che il 98,4% sono positivi alla variante Delta. Quindi la quasi totalità. Esatto, la Alfa, che era la prima, non si ritrova più, e sappiamo che la variante Delta è molto più, da una parte ha una maggiore contagiosità ed è anche più aggressiva. Ed è il motivo per cui queste 6 gravide che ci sono state, ecco, a Treviso, ecco, sono state ricoverate in pneumologia, malattie infettive, 2 in rianimazione e una è stata estubata 2 giorni fa. Quali potrebbero essere, dottore, i possibili effetti della malattia Covid sulla mamma e anche sul feto? Allora, noi sappiamo che la donna gravida è più soggetta ad avere forme gravi in questa fase di polmonite, sia perché c'è l'età gioca un ruolo più importante, quindi mediamente noi sappiamo che l'età media, ecco, della prima gravidanza è circa 32 anni, 33 anni, 32 anni e mezzo. Quindi sappiamo già che sopra i 30 anni è un rischio maggiore di aggravamento della Covid. E poi anche la presenza, perché più facilmente possono riscontrarsi anche delle comorbidità tipo l'ipertensione, il diabete, il sovrappeso, ecco, un indice di massa corporea sopra i 30 è a rischio, ecco, questo. Questi sono un po' i fattori di rischio. Esatto. E quindi sappiamo che questi vanno ad influenzare anche la gravità della patologia del Covid. Ma qual è il fattore più grande? Il fattore più grande, ed è importante, ed è quello che noi, ecco, consigliamo alle mamme, è che prendere il Covid nella fase dell'inizio gravidanza, ecco, magari intorno tra 26 e 28 settimane, vuol dire anche far nascere un bambino prematuro. Perché se la mamma deve essere pronata, deve essere intubata, ecco, quando il bambino è in una fase di vita autonoma, noi dobbiamo farlo nascere. E qui ci possiamo trovare di fronte a quelle che sono le problematiche legate alla grande prematurità. Quindi magari la mamma poi starà bene e anche il bambino nascerà, perché non parliamo di mortalità, perché anche nella seconda ondata c'è stato solo un decesso di una mamma in gravidanza. Ma in questo caso parliamo di bambini gravemente magari prematuri, con tutte le conseguenze della grave prematurità, ed è per questo che noi stiamo, in questo caso gli effetti sono peggiori riguardo alla malattia che non alla vaccinazione, dove anche noi, ecco, mi aggancio a quello che il dottor Martellossi, ecco, aveva detto, loro non hanno visto bambini ricoverati con effetti
post vaccinazione. Noi non abbiamo mai visto gravide ricoverate con effetti post vaccinazione. Qual è, scusi, il vaccino che si fa alle donne in gravidanza? Anche per noi è la stessa cosa che diceva il dottor Martelossi, sono i 2 vaccini, Pfizer o Moderna, a mRNA. E su questo, ecco, mi permetto, di anche qui di togliere via questa cattiva notizia, ecco, come diceva il dottor Martelossi, dove dicono che il vaccino, perché una delle domande che spesso viene fatta anche al punto rosa era: ma questo vaccino passa nel bambino e va a modificare la sua parte genetica? Non è assolutamente vero, questo vaccino non passa nel bambino ed è un vaccino a mRNA, quindi non va nel nucleo della cellula, è un vaccino che va solamente a far sì che vengano prodotte le proteine, ecco, le spike, ecco, cosiddette, nella cellula, e la mamma produce gli anticorpi, dopodiché il vaccino muore perché viene degradato, quindi non è vero che va ad alterare il DNA della cellula, tanto è vero, ecco, anche un recente studio ha documentato che chi è stato vaccinato nel primo trimestre di gravidanza, dove se dovesse capitare questo, in teoria, razionalmente, dovremmo dire, beh, se è vero che va a interagire sul DNA del bambino, dovrebbe portare nel primo trimestre alla formazione di alterazioni di tipo genetico, malformazioni. In realtà questo studio ha documentato che nelle donne che hanno fatto il vaccino nel primo trimestre rispetto alla popolazione generale, cioè di mamme al primo trimestre, la percentuale di aborto è uguale nei 2 gruppi. Quindi ecco, andiamo a smentire anche un'altra notizia che fa aumentare gli aborti. Certo, stessa tipologia di vaccino anche per la fascia d'età 12-16 anni. Sì. Sempre vaccino mRNA, Pfizer o Moderna. Che abbiamo detto appunto essere il vaccino più corretto, più indicato, e anche qua dicevamo una fake news che spesso si sente dire che va a modificare il DNA o insomma che possa avere effetti sul corredo genetico. Sulla fertilità anche, no? Questo. Allora intanto io faccio una piccola premessa. Questo è un vaccino di una molto purificato, ok? Noi, io, dottor Usato uguale, abbiamo fatto dei vaccini che bisognava fare molti anni fa, che erano estremamente meno studiati e meno puri di quello che facciamo adesso. E questa è la prima cosa. Quindi la tecnologia ci ha permesso di avere un vaccino, io credo che sarà anche il futuro dei vaccini, i vaccini mRNA. Sì, certamente. Poi l'ha detto già il dottor Busato, che cos'è un vaccino a mRNA? Allora, se il DNA è il codice genetico, se noi facciamo un computer, è il software dove ci sono le informazioni, ok? Protetto. L'mRNA è la stampante, ok? È la stampante. Quindi cosa è stata la rivoluzione di questo vaccino? Che noi non mettiamo neanche dentro la proteina, spero di non essere troppo difficile, no? Perché la proteina comunque è una proteina, è un materiale più estraneo, tra virgolette. Noi diamo la stampante e l'organismo, tramite l'mRNA, produce le proteine, poi l'mRNA muore, quindi non c'è più, non va all'interno del materiale genetico e la proteina fa produrre gli anticorpi. Quindi non entra nella doppia elica del DNA. Assolutamente, non entra nel nucleo della cellula dove ci sono le informazioni genetiche. Quindi il software della nostra informazione genetica non viene assolutamente toccato. Infertilità, io non so da dove viene, devo essere così Ma sincero, nel marasma del web purtroppo si trova di tutto. Da dove? Cioè, non ci sono nemmeno, come posso dire, perché sa, cioè, noi dobbiamo basarci sulla ricerca scientifica, perché altrimenti siamo in balia del nulla. Ok, non c'è nessuna base patogenetica per pensare che un vaccino a mRNA possa in qualche modo influire sulla fertilità o sull'arresto della crescita. Questo me l'hanno chiesto, i genitori me lo chiedono, no? Soprattutto quello della crescita. Ma non ha ancora fatto la pubertà, forse sarebbe meglio che aspetto. È un periodo delicato, è un periodo delicato, no? No, sono vaccini estremamente sicuri e ormai i dati anche sulla popolazione pediatrica abbiamo ormai
milioni di bambini vaccinati al mondo, negli Stati Uniti, Israele, ma la stessa Europa, la stessa Italia, e i ragazzi rispondono in maniera entusiasta al vaccino. Un dato dobbiamo darlo: in ambito di US2 ormai abbiamo raggiunto il 65-70% di vaccinati tra i 12 e i 19, che viene presa come categoria. È un numero alto in pochissimo tempo, Quindi... Forse perché, come dicevamo prima, sono proprio i ragazzi, no? E gli adolescenti che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia e che quindi si sono visti la socialità, le abitudini tolte via, e quindi forse anche un po' una voglia di ritornare alla normalità. Certamente, ha perfettamente ragione. Loro, nella loro vitalità e anche semplicità, perché vuoi vaccinarti? Perché voglio poter andare a fare il calcio senza farmi il tampone ogni 48 ore, perché voglio andare a scuola, perché voglio andare fuori. Io dico sempre, è arrivato l'ora di ascoltarli i nostri ragazzi. E poi c'è da dire che appunto stanno dimostrando una grande fiducia nella scienza, ma credono nell'importanza dei vaccini probabilmente, e sono anche quelli che si informano di più e in maniera più coscienziosa e consapevole. Io sono molto in questa situazione contento di questo come pediatra. Diciamo anche una cosa: noi ormai sappiamo, sono anni che sappiamo che nelle scelte, anche nelle scelte terapeutiche, ormai la Convenzione di Oviedo, c'è una legge, la 2B19 del 2017, che dice il minore, tenendo conto dell'età, delle sue situazioni, deve essere coinvolto nelle scelte terapeutiche. E il grande adolescente, 16-17 anni, non solo deve essere coinvolto, ma ha il diritto espresso di dire qual è il suo parere, anche di dire qual è la sua scelta terapeutica. E se, come nel caso della vaccinazione a mRNA contro il coronavirus, è chiaro, se la sua decisione va nel senso del suo migliore interesse, e questa vale di più della decisione dei genitori. E questo dobbiamo dirlo. Dopodiché la scelta che va fatta deve essere sempre possibilmente una scelta condivisa e consapevole tra famiglie e ragazzi. Non si deve arrivare, se possibile, allo scontro. Questo non ce l'auguriamo mai, e nella maggior parte dei casi questo è possibile. Ma questo è un invito anche ai genitori. Ascoltate i vostri ragazzi. Perché privarli di una vaccinazione che loro vogliono? Con quale diritto, come genitori, noi priviamo una persona di un diritto che va nel loro migliore interesse? Lo dice la legislazione, ma lo dice anche il buonsenso. Io dico sempre ai genitori: siete preoccupati? Vi capisco. Siete sempre preoccupati per i propri figli. Le preoccupazioni cerchiamo di tenercele, di gestirle, e se vogliamo fare il meglio per i nostri ragazzi, vacciniamoli, senza se e senza ma, tenendosi dentro anche quelle piccole preoccupazioni che qualche volta, in maniera anche irrazionale, come genitori abbiamo. Fa parte del nostro lavoro di genitori. È molto indicativo. Poi c'è una ricerca, un recente studio, insomma, che ha evidenziato come in 4 famiglie su 10 sia nato qualche conflitto tra genitori e figli proprio in tema di vaccinazione, con i figli pro vaccino e con i genitori un po' più restii. Chiaro, poi c'è stato qualche singolo caso di cronaca in cui si è dovuto ricorrere al giudice. Il giudice ha deciso per la vaccinazione, quindi questo non si deve mai arrivare. Questa è l'estrema ratio, d'accordo, in cui io, per esempio, nel nostro ambulatorio si è sempre arrivati a una mediazione che credo che sia giusta, ma il mio messaggio è proprio di ascoltare, ma anzi faccio un messaggio a noi come società, e siamo una società che invecchia, ma questo è. Credo che ascoltare i giovani ci sia utile. Allora, c'è una domanda da casa per lei, dottore. Buongiorno dottore, mio figlio di 15 anni ha numerose allergie. Sono ancora un po' titubante sulla sua vaccinazione. Potrebbe essere pericoloso? Che cosa possiamo rispondere a questo telespettatore? Questa è una delle domande più frequenti. Allora, possiamo dire che non ci sono controindicazioni a vaccinare un soggetto allergico. Punto. Il soggetto allergico può essere vaccinato. Se l'allergia è un'allergia IgE mediata, diciamo quella che fa le labbra gonfie, che può fare lo shock anafilattico, o un'allergia di questo tipo, al punto vaccinale
si aspetta un'ora invece che mezz'ora. Ma come dicevo prima, è rarissimo essere allergico a questo vaccino, perché è un vaccino molto purificato, quindi è veramente una rarità. Quindi la risposta è no, vanno vaccinati, anzi, se uno ha l'asma allergico, quella casomai è un'indicazione in più a vaccinarlo, perché un bambino con l'asma o con un'altra malattia allergica ha sempre un fattore di rischio, un piccolo fattore di rischio in più per fare una malattia da Covid, magari un po' più severa dei suoi coetanei. Quindi no, vaccinate i vostri figli anche se sono allergici. Mio figlio ha un'allergia già immediata agli arachidi spaventosa, ha fatto il vaccino, ha aspettato un'ora e se n'è andato a casa tranquillamente. Anche perché un'altra fake news, insomma, che si sente dire su questo vaccino è il fatto che non sia sicuro perché ci è voluto troppo poco tempo per crearlo. In realtà gli studi clinici non sono stati abbreviati per avere questo vaccino, non è stata saltata nessuna fase e se c'è stata una rapida messa a punto è soltanto perché ci sono delle nuove tecnologie totalmente diverse rispetto a quando appunto venivano messi a punto altri vaccini e tante risorse messe a disposizione. Resterà nella storia della medicina, questo? Si studierà sui libri di storia? Assolutamente sì. Anzi, io penso che il prossimo futuro saranno tutti i vaccini a mRNA se si riuscirà a produrli, perché sono quelli in assoluto più sicuri rispetto ad altri. Perché, come diceva il dottor Martelossi, non hanno adiuvanti, non ci sono virus viventi attenuati, quindi anche tutta questa fase, ed è per questo che anche nell'ambito della gravidanza siamo tranquilli, ecco, perché non sono costituiti con virus, ecco, o come altri che avevano la parte del capside esterno che era inglobata dall'adenovirus, eccetera. Questo è un vaccino completamente purificato, non ha eccipienti dentro, non ci sono proteine dell'uovo, quindi no, anche questo, anche nella donna gravida, allergica, è consigliato farlo perché l'allergia è un fattore di rischio nel caso in cui possa prendere il Covid. Ma allora perché secondo voi c'è tutta questa diffidenza nei confronti dei vaccini? Forse non è stato comunicato in maniera corretta la sicurezza di questo vaccino? Domanda da 100 milioni di dollari. Non è facile rispondere a questa domanda. Allora, uno sappiamo c'era anche prima, no? C'era uno zoccolo anche nei confronti degli altri vaccini. No? Quindi io mi ricordo che proprio qui sono venuto 3 anni fa a fare una trasmissione sui vaccini in generale. Quindi c'è questa... Io credo che sia dovuto un po', mi permetto di dire, credo che sia un po' un effetto collaterale del benessere. Siamo abituati a poter controllare tutto. E il Covid ci ha dimostrato che non si può controllare tutto. Questo penso che è stata la cosa più difficile per la nostra società, perché non si controllava più niente, non si sapeva, i virologi non sapevano, i medici non sapevano. No, ci ha messo un'estrema insicurezza per la prima volta. Quindi credo che sia proprio un effetto il fatto di dire ma perché devo fare una cosa che non controllo, no? Non è sotto il mio controllo. Io credo che questo sia uno degli elementi di base che fa parte proprio, posso dire, nei paesi poveri non hanno questi problemi. Hanno problemi che vogliono vaccinarsi e non hanno i vaccini, come erano i problemi dell'Italia degli anni 60-70, quando in piazza non si andava per non vaccinarsi, si andava per chiedere la vaccinazione gratuita per tutta la popolazione. Le mamme in piazza con i cartelli. A distanza di 60 anni, 50 anni, siamo in piazza, dico siamo perché facciamo tutti parte di questa società, siamo in piazza per chiedere di non vaccinarsi. Poi è vero, la comunicazione non ha aiutato, ma però bisogna anche dire che la comunicazione all'inizio del Covid era veramente difficile. La scienza non è assoluta, e io so molte più cose oggi di 1 anno e mezzo fa. Se io e il dottor Busato avremmo fatto questa intervista 1 anno e mezzo fa avremmo avuto più insicurezza a rispondere, fortunatamente, perché la scienza va avanti, le conoscenze vanno avanti, quindi alcune sicurezze erano insite nella situazione epidemiologica di scarsa conoscenza scientifica. Dopo abbiamo avuto questa cosa del vaccino, l'ha detto lei benissimo, invece di rallegrarsi che per la prima volta nella storia dell'umanità una pandemia può venire controllata, e è un po' controllata, ricordiamoci che l'ultima ha fatto 20 milioni di morti,
grazie al progresso scientifico, quindi all'uomo, all'umanità e anche alle risorse economiche che abbiamo a disposizione oggi, e che in brevissimo tempo abbiamo avuto a disposizione un vaccino efficace con scarsissimi effetti collaterali, forse di questi dopo dovrò un po' parlare perché ci preoccupiamo, viva Dio, fantastico, dovremmo essere contenti di appartenere soprattutto a una parte del mondo, quella occidentale, che è riuscito in così breve tempo, e pensiamo, e se non ci fosse stato, nessuno si fa questa domanda, se non ci fosse stato il vaccino, probabilmente saremmo qui a reclamarlo. Saremmo tutti a reclamarlo, chiusi in casa con le rianimazioni pieni di povere persone anziane, moribonde, certo, o che muoiono. Allora, una domanda da casa per il dottor Busatto prima di andare in pubblicità. Buongiorno dottore, non potendo avere una gravidanza in maniera naturale, io e il mio compagno abbiamo iniziato un percorso per la procreazione medicalmente assistita. La vaccinazione anti-Covid potrebbe entrare in contrasto e mettere in pericolo la riuscita del trattamento? No, allora non c'è nessuna controindicazione a non effettuare il vaccino anche per coloro che intraprendono il percorso di procreazione medicalmente assistita. Addirittura, ecco, anche qualora il vaccino fosse stato eseguito all'inizio, quando una non sapeva ancora di essere in gravidanza e poi lo scopre pochi giorni dopo, sappiamo che anche in questo caso non c'è nessun problema. Addirittura la seconda dose verrà fatta, al limite si può aspettare le 12 settimane, dopo le 12 settimane di eseguire la seconda dose, ma non va interrotta. E soprattutto sappiamo che l'importanza è, per chi fa un percorso di PMA, riuscire anche a farlo prima, in maniera che viene coperto, perché sappiamo poi che anche chi fa questo percorso alle volte ha già delle controindicazioni insite e di maggior rischio per la gravidanza stessa, quindi assolutamente è ancora più consigliato in queste donne che fanno il percorso. E abbiamo risposto anche a questa interessante domanda che veniva da casa. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, tra qualche minuto torneremo a parlare ancora di vaccinazione. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta. Io riparto da un'altra domanda che ci arriva proprio da voi per il dottor Martellossi. Buongiorno dottore, sono il papà di una ragazza di 13 anni. Premetto che non ha patologie e sta bene, ma è preferibile fare una visita cardiologica e le analisi del sangue prima della vaccinazione? Vorrei un suo parere, grazie. Cosa possiamo rispondere a questo La risposta papà? è semplice, dopo possiamo spiegare. No, non serve fare e non si deve fare nessun esame del sangue e non serve fare una visita cardiologica. Approfitto di questa della visita cardiologica perché credo che la domanda venga da quei riportati casi di pericardite e miocardite post-vaccinale che sono stati descritti sia negli Stati Uniti che in Israele e che hanno giustamente sollevato dei dubbi, ma anche una valutazione. Allora, possiamo dire questo: è vero, si è visto un aumento lieve di incidenza di pericarditi e miocarditi post-vaccinali. Ok? Quante? Circa 3-4 su 1.000.000. Tutte andate bene e tutti guariti. E il Covid? Allora, partiamo da un concetto. Tutti i vaccini possono dare come effetto collaterale alcune delle manifestazioni della malattia naturale. Le mamme lo sanno, quando si fa la vaccinazione per il morbillo, uno può fare un piccolo morbillino, avere 4 puntini, può fare un po' di febbre. Solo che la vaccinazione fa manifestazioni estremamente meno frequenti, 100.000 volte di meno, ed estremamente meno gravi. Ok? È ragionevole pensare che possa esserci questo rarissimo effetto collaterale, 3 su 1.000.000, ok? Visto che il Covid fa la miocardite, visto che a Treviso abbiamo avuto 15-16 casi di miocardite da Covid, visto che in Italia ci sono stati 500 casi da Covid. C'è bisogno di fare una visita cardiologica per questo? No, perché fosse anche negativa non mi escluderebbe questo rischio bassissimo, ok? E quindi non serve fare niente.
Ma ne vedo 3-4 su 1 milione. E se io vaccino 1 milione di bambini? Bene, hanno calcolato anche questo i lavori scientifici. Israele, dove sono precisissimi nel prendere i dati, sono anche una popolazione, no, pochi, hanno calcolato che ogni 1 milione di vaccinati in età pediatrica si calcola che c'è 15.000 infetti di meno, 200 ricoveri di meno e 2 morti in meno. Questo è quello che uno fa a rapporti costi-benefici. Se mio figlio prende il Covid, cosa rischia? Il 5% di essere ricoverato, rischia 2 su 1 milione di morire, ok? Rischia il mix. Se lo vaccino, l'unico effetto collaterale riportato adesso, per il quale, attenzione, non è che abbiamo ancora la certezza che sia dovuto al Covid, c'è un'associazione possibile, lo sapremo tra 1 anno, 1 anno e mezzo. Ok, se proprio c'è questa associazione, è 2-3 casi per milione di una pericardite lieve, sono andati tutti bene e nessuno fortunatamente è deceduto. Altra domanda da casa, adolescenti affetti da diabete possono vaccinarsi? Assolutamente sì, qui proprio non c'è nessuna controindicazione, anzi, anche in questo caso possiamo considerare il bambino col diabete di tipo primo anche lui tra i soggetti un po' più fragili rispetto agli altri bambini, quindi sì, c'è un motivo in più per vaccinarlo piuttosto che in meno. Dottor Busato, lei ci diceva che appunto tornando alla vaccinazione in gravidanza, una delle domande che più spesso le fanno le donne appunto incinta è se il vaccino può avere delle conseguenze sul feto e sul suo sviluppo, se quindi può provocare, diciamo così, delle malformazioni nel feto. Cosa possiamo dire a riguardo? Ecco, su questo ribadisco che non c'è nessun studio che finora abbia documentato questa associazione. Anzi, io quello che volevo dire è che mi fa più paura un bambino che nasce a 26 settimane di tutti gli esiti che può avere dopo. E io queste donne, noi come reparto, le abbiamo viste in rianimazione, abbiamo visto come stavano soffrendo, le abbiamo viste intubate e ogni giorno decidevamo cosa fare, facciamo nascere il bambino. E io non voglio più trovarmi di fronte a queste situazioni, ma per la mamma e per il bambino. Quindi a chi chiede, no, ma siamo proprio sicuri, è un vaccino sperimentale? No, non è vero, non è un vaccino sperimentale perché l'FDA 2 mesi fa lo ha inserito tra le vaccinazioni. Quindi è stato tolto via l'etichetta di sperimentale e quindi possiamo anche in questo stare ancora più tranquilli in merito alla vaccinazione stessa. Sui social ci chiedono: e dove sarebbe la sicurezza nel vaccinare una donna incinta? Se non sbaglio, in genere in gravidanza non si possono prendere tutti i farmaci che si vogliono. Quindi che senso ha e che sicurezza ha questo siero sperimentale? Intanto chiariamo che non è un siero sperimentale. Ecco, bravissima. Un'altra fake news. Esatto, non è siero, questo perché non è costituito con il siero, con le proteine del siero. È un vaccino, come abbiamo già ribadito, a mRNA. Non è vero che in gravidanza non si possono fortunatamente anche prendere farmaci, alcuni no, ma una buona parte di farmaci possono essere assunti in gravidanza. Oltretutto noi è da anni che consigliamo alle donne di fare la vaccinazione per la pertosse tra la 28esima, 32esima, di solito o fino a 36 settimane ci si può vaccinare per la pertosse al fine di far sì che l'organismo produca gli anticorpi e dia la protezione al neonato una volta nato. Perché questo? Perché ci sono stati 4 casi di morte di bambini, di neonati, dalla pertosse e anche se la mamma ha già fatto la vaccinazione o l'ha contratta in precedenza, viene ugualmente consigliato lo stesso di effettuare la vaccinazione e a maggior ragione quindi ci si può vaccinare in gravidanza. Anche in questi casi non abbiamo mai avuto nessun effetto collaterale. Questa vaccinazione, come la vaccinazione anche per l'influenza, anche qui
viene consigliata eventualmente in gravidanza. Anzi, è appena stato da poco deliberato, diciamo così, che le due vaccinazioni possono essere fatte assieme, certo. E tra l'altro anche se una fa la vaccinazione per il Covid e dovesse fare poi quella per la pertosse, solitamente si consiglia l'attesa di 2 settimane, ecco, ma è un consiglio più che altro perché se le fa, non perché non si possono fare insieme, ma perché se io mi compare della febbre non sappiamo se poi la causa era stata il vaccino anti-Covid o quello per la pertosse. In realtà non c'è nessuna indicazione anche qui che dobbiamo attendere un periodo di tempo tra una vaccinazione e l'altra, possono anche essere fatte contemporaneamente. Dottor Martellossi, stessa cosa, come convive il vaccino anti-Covid con gli altri vaccini che vengono fatti nell'età adolescenziale? L'indicazione fino a pochi giorni fa, dico ovviamente fino a pochi giorni fa, era quello di dire un po' come quello che ha detto il dottor Busato, tra una vaccinazione e l'altra aspettiamo 7-14 giorni. Oggi l'AIFA però ha preso una posizione chiara e ci è stata comunicata a tutti che a parte le vaccinazioni con virus vivi attenuati, morbillo, rosolia, parotite, d'accordo? Sono quelle in cui cosa si inietta? Si inietta il virus del morbillo che è stato un po' scassato, reso meno aggressivo, modificato in maniera che non possa fare la malattia. Allora lì c'è ancora l'indicazione di aspettare 14 giorni. Per le altre vaccinazioni possono essere fatte anche contestualmente, contemporaneamente, senza doversi preoccupare. Poi anche qua bisogna usare un po' di... Queste sono quindi le indicazioni chiare scientifiche. Possiamo farlo assieme. Probabilmente sull'influenza sarà consigliato farle, penso a me come operatore, ma io spero di andare e di farmi, se ci sarà bisogno, terza dose influenzale lo stesso giorno e quindi sono protetto per tutto. Poi bisognerà tenere conto anche costitutivamente. In questo momento qua la priorità è la vaccinazione per il coronavirus in un adolescente e la vaccinazione richiamo magari per il tetano, se la ritardo di 15 giorni poco cambia, quindi poi uno può anche fare un ragionamento pratico, però dobbiamo sapere che possiamo farlo anche assieme, perché non c'è nessun problema. D'altra parte lo facciamo già, si fa l'esavalente, certo. Quindi lo facciamo già nei nostri Altra domanda che ci arriva da casa, mio figlio è immunodepresso, posso vaccinarlo oppure c'è qualche controindicazione? Allora, diciamo, qua entriamo a qualcosa di molto specifico, diciamo però sì. D'accordo? Gli immunodepressi possono, anzi devono essere vaccinati, sono stati i primi a essere richiamati per essere vaccinati. Può esserci qualche indicazione diversa sull'immunodepressione secondaria, ok? Cioè chi prende farmaci, allora lì, a seconda del farmaco, qualche volta è conveniente sospendere una settimana, se per esempio uno prende il metotrexate, sospendere 2 se prende il rituximab, ma diciamo di sì. Una cosa da dire importante, l'immunodepresso purtroppo quando è vaccinato ha meno probabilità che il vaccino sia efficace, proprio perché è immunodepresso. Lo vacciniamo lo stesso, ma sappiamo che non ha quell'efficacia che della popolazione generale. Ed è per questo che dobbiamo vaccinarci tutti. È per questo che dobbiamo raggiungere quell'85-90%, perché solo così noi difendiamo anche chi è meno fortunato di noi, che o non può vaccinarsi, pochi, o si vaccina e per la sua situazione ha meno probabilità di avere poi che il vaccino sia efficace, ma se attorno di lui la maggior parte delle persone è vaccinata avrà molto meno probabilità di venire a contatto col virus e quindi meno probabilità di ammalarsi. Quindi vaccinare è un gesto per se stesso e per gli altri, penso che sia uno dei gesti più altruisti che esistano. Oltretutto, mi intrometto su questo aspetto, l'importanza della vaccinazione è anche quella di ridurre la formazione delle varianti, perché noi sappiamo che le varianti si formano in persone che non sono vaccinate e meno vacciniamo, più possibilità abbiamo che il virus formi queste varianti che poi diventano più aggressive, ecco, e più contagiose anche nell'ambito della popolazione. Ecco, ci stanno scrivendo tantissime mamme che ci dicono che appunto sul web si trovano tantissime notizie ed è davvero difficile fare chiarezza, quindi ci ringraziano perché stiamo rispondendo alle domande veramente molto semplici, ma insomma quelle che vi rivolgono contestualmente anche nel punto rosa di Villorba. Un altro grande tema è quello della vaccinazione post malattia Covid, cioè come ci si comporta se una donna in gravidanza o un adolescente ha già contratto
contratto il Covid può vaccinarsi? Per quanto riguarda la donna in gravidanza, se ha avuto il Covid, passato il periodo che va dai 6 mesi solitamente, ma anche qui possiamo dopo fare delle precisazioni, può vaccinarsi tranquillamente, anzi è consigliato eseguire la vaccinazione perché aumentiamo la protezione. Sappiamo che non serve fare il titolo anticorpale prima della vaccinazione, non ha nessuna validità anche questo, perché molte mamme magari alle volte vengono, io ho fatto il titolo anticorpale, ho ancora gli anticorpi, quindi posso aspettare. Sappiamo che questo non dobbiamo tenerne conto, perché la vaccinazione va fatta oltretutto in chi ha avuto la prima infezione, nella prima ondata, lì c'era la variante alfa e quindi anche gli anticorpi sono più specifici verso questa e proteggono magari meno verso la variante delta, che è quella attuale. La vaccinazione sappiamo invece che ci dà una copertura anche verso questa variante. Ciò non significa che e questo l'abbiamo sentito anche delle persone più esperte di noi, virologi o microbiologi, ma il fatto di vaccinarsi si può lo stesso prendere il virus, ma lo prendiamo in una maniera molto molto meno grave rispetto a chi non è vaccinato, e anche a maggior ragione in una gravida, qualora dovesse prenderlo, ha degli effetti che si risolvono diciamo con una magari banale tachipirina, e soprattutto per il bambino per il suo neonato non ha nessun effetto collaterale. Ecco, siamo in chiusura, ho 2 domande velocissime per lei. Vaccinazione durante l'allattamento, sì, no, pro e contro? Allora, la vaccinazione durante l'allattamento, per chi non l'ha fatto prima, viene lo stesso consigliata. Perché? Perché gli anticorpi, e qui rispondo anche ad alcune domande che mi erano state fatte nel punto vaccinale, che avevano paura che ci fosse il passaggio del vaccino attraverso il latte. Assolutamente, attraverso il latte il vaccino non passa, per le ragioni che abbiamo testé detto relativamente alla sua azione. Passano invece gli anticorpi. Gli anticorpi passano nel latte e danno una protezione, non è la stessa protezione della mamma che si è vaccinata, perché lì gli anticorpi passano attraverso la placenta e vanno al bambino e lo proteggono per un periodo di tempo, solitamente fino a 4 mesi circa, ma la sua gravità, se dovesse prendere il Covid, è nelle prime fasi iniziali, quindi lui si trova gli anticorpi e un quantitativo che è maggiore se la mamma ha fatto il vaccino durante la gravidanza. Tuttavia anche durante l'allattamento ha una protezione lo stesso, un po' inferiore, ma ce l'ha la protezione attraverso gli anticorpi che passano con il latte materno. Ultimissima cosa, per partorire a Treviso è obbligatorio il vaccino? Ci chiedono anche questo? No, assolutamente. Noi non abbiamo mai chiesto alle donne che devono per forza vaccinarsi per venire a Treviso. Chiediamo se l'hanno fatto o meno. Sanno solo che nel caso non sia stato fatto eseguiranno i tamponi come sia per loro che per i partner, il marito che vuole entrare. Anche per quanto riguarda il marito, può entrare durante tutto il travaglio di parto, rimanere successivamente e potrà venire anche in reparto a trovare la propria moglie. Non facciamo più entrare i bambini per evitare quanto più possibile fonte di contaminazioni. Perfetto. Volevo aggiungere qualcosa? Siamo in chiusura, dottore? No, saluto tutti e faccio un invito ai genitori e ai ragazzi di vaccinarsi. Vaccinatevi per voi, perché possiate vivere meglio nei prossimi mesi. E naturalmente voi siete a disposizione per rispondere a tutti i dubbi e tutte le domande. Certo. Siamo in chiusura, grazie al dottor Stefano Martelossi, direttore della pediatria all'ospedale Cafoncello, e al dottor Enrico Busato, direttore di ginecologia e ostetricia sempre all'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie davvero e grazie anche a voi per averci seguito da casa. Arrivederci.